Buon pomeriggio dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. In questo pomeriggio ben poco primaverile che come un fil rouge unisce in qualche modo cielo e mare, il Permac Vittorio Veneto torna tra le proprie mura amiche per questa 16ª giornata del Girone B di Serie C. Buon pomeriggio, bentornati qui in diretta sulla Tenda TV e in streaming ovviamente come sempre sulla nostra pagina Facebook del calcio femminile Permac Vittorio Veneto, nonché su www.latendatv.it. Salutiamo subito Federico Campodall'Orto in regia, coadiuvato da Davide Parpinello. Le riprese sono del nostro home video, Stefano Modolo, e quest'oggi vi riportiamo in quello che è il cuore del grande calcio femminile, perché siamo nella terza giornata di ritorno. Torniamo qui allo stadio Paolo Barison, fortino un po' troppo espugnato ultimamente dalle avversarie delle Tose, ma in questa giornata, in questo terzo atto della seconda parte di cammino stagionale, le ragazze di mister Massimo Zoni proveranno a tornare a sorridere anche davanti al proprio pubblico, ovviamente virtuale, visto che come sempre giochiamo a porte chiuse anche quest'oggi. Beh, insomma, le ragazze vittoriesi hanno trovato i primi 3 punti dopo i 3 stop consecutivi, le 3 sconfitte che hanno in qualche modo segnato il cammino a cavallo tra febbraio e marzo. Poi è arrivato finalmente un successo, un sorriso sul campo dell'Isera, 3-1 nel turno prepasquale, nella seconda giornata di ritorno, la 15ª di questo campionato. Quest'oggi una partita che appunto può riportare ulteriori coefficienti di endorfine di un certo spessore all'interno di quelli che sono gli occipiti delle ragazze della città della vittoria. Dall'altra parte avremo un Oristano che sicuramente è una squadra da tenere d'occhio, la squadra più giovane dell'intero campionato, pensate appena 18,3 anni di età media, insomma gioventù al potere per le ragazze campidanesi che dopo un ottimo inizio di stagione hanno subito qualche piccolo rallentamento nell'ultimo mese, hanno dovuto subire un filotto di 5 sconfitte consecutive, ma hanno ritrovato domenica scorsa, anzi 2 domeniche fa, sempre nel turno prepasquale, la vittoria contro le Torri. Oggi peraltro rientra dopo un mese di stop quella che è la loro migliore giocatrice, ovvero Maura Mattana, 11 gol in campionato per lei, 4º posto nella classifica cannonieri. Pensate, è una delle giocatrici più esperte del sodalizio sardo, nonostante sia appena classe 1997. Ma anche il Permac, lo abbiamo detto molte occasioni, insomma, è una squadra molto molto giovane, appena 21,4 anni di età, peraltro età media leggermente alzata dall'arrivo del nuovo acquisto Silvia Cimarosti, che comunque è una classe 1995. Subito a segno nella partita contro l'Isera, insomma un arrivo importante che può sicuramente corroborare quelle che sono le aspettative di questa squadra che deve sicuramente e può concludere questo campionato nell'elite, quindi nella top 5 del Girone B di Serie C. Abbiamo detto che sicuramente la vittoria contro l'Isera ha portato positività, ha riportato l'umore piuttosto alto all'interno dello spogliatoio vittoriese. Bisogna però, come abbiamo detto, cercare di fare qualcosa di più qui in casa, perché nelle ultime 3 partite sono arrivate un pareggio e 2 sconfitte, quindi quest'oggi si ripartirà cercando di riprendere il bandolo della matassa e cercare di riportare 3 punti qui appunto nel miocardio pulsante della città della vittoria. 16ª giornata, abbiamo detto, del Girone B di Serie C. Per capire un pochino quelli che sono gli umori di questo campionato, ricordiamo che il Cortefranca domina indisturbato ormai il girone, la vetta praticamente sin da inizio campionato, ha allungato ulteriormente le distanze nel turno prepasquale con la vittoria contro l'Unterland Damen e il corrispondente pareggio del Trento contro la Triestina. Insomma, in vetta i giochi sembrano abbastanza definiti. Attenzione che però c'è ancora la possibilità di essere risucchiati nell'agone retrocessione, motivo per il quale il Permac deve cercare di raggiungere anche la matematica certezza, ma insomma è ormai a un passo per le Tose di mister Massimo Zoni. L'Oristano comunque è a distanza di sicurezza rispetto al Portogruaro penultimo, però ha vinto con le Torri col minimo scarto e quindi sicuramente vorrà provare a fare qualcosina di più. Noi diamo la regia nuovamente alla linea della regia di Federico Campodall'Orto, torniamo tra pochissimo qui con le immagini dallo stadio Paolo Barison per Permac Vittorio Veneto, Atletico Oristano.
Eccoci tornati qui dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Vedete l'Atletico Oristano già in campo, come spesso accade in questi casi col nuovo protocollo Covid. Le squadre entrano separate. Queste le ragazze che hanno compiuto un tragitto molto lungo, quasi 1000 chilometri per loro, ma sono ormai abituate, sono l'unica squadra isolana di questo campionato, quindi sono sempre costrette a trasferte molto lunghe, come d'altra parte è stato per il Permac in occasione della gara d'andata disputata lo scorso 25 ottobre a Sarodia, centro sportivo alle porte di Oristano, con le padrone di casa che in quell'occasione prevalsero 4-2 nei confronti della formazione di mister Massimo Zoni, una formazione in quell'occasione davvero ridotta all'osso, con sole 15 convocate, di cui ben 13 nate oltre gli anni 2000. Bentornati, buon pomeriggio. Allora, dallo stadio Paolo Barison, la voce è quella di Paolo Pappagallo. Salutiamo ancora Federico Campodall'Orto in regia, coadiuvato da Davide Parpinello. Le formazioni le vedremo tra pochissimo per entrare ancora di più nel clima di questo Vittorio Veneto Oristano. Abbiamo detto 16ª giornata del girone B di Serie C, con le vittoriesi che cercano punti, cercano soprattutto di corroborare il proprio profilo casalingo. Dall'altra parte trovano la squadra più giovane del campionato, un Oristano che, vincendo contro le Torri, è riuscito in qualche modo a allontanare, a mettere a distanza da sicurezza quelle che sono le squadre con cui rivaleggia per la salvezza. Vediamo la classifica e le partite di questo turno, con le squadre, vedete, che devono ancora fare il loro ingresso in campo, quindi foto di gruppo per le ragazze allenate da mister Luigi Avellino, ma tra poco si compirà completamente quello che è il rituale agli ordini dell'arbitro di quest'oggi. Peraltro anche l'arbitro è sardo, perché è il signor Gian Piero Gatta della sezione AIA di Sassari, coadiuvato dai signori Matteo Sadicai di Mestre e Mihail Moraitis di Treviso. Questa 16ª giornata che propone, come dicevamo, degli scontri comunque molto interessanti. Il Cortefranca capolista impegnato sul campo della SPAL per cercare magari di allungare ancora di più il vantaggio nei confronti del Trento. Ora sono 6 i punti di vantaggio per le ragazze di mister Roberto Salterio. Attenzione, perché il Trento ha un impegno davvero molto probante sul campo del Brixen, e questo sicuramente il match più interessante di giornata, quello tra la seconda e la terza in classifica, Trento a quota 32 e Brixen a quota 31. Torna anche a disputare un match il Padova, che ha dovuto fermarsi per 2 settimane, per ben 2 settimane a causa dell'emergenza Covid che aveva colpito la squadra. Padova è impegnato sul campo del Portogruaro, penultimo, affamatissimo di punti. Riposano invece le Torri, che sono il fanalino di coda di questo campionato. Squadre sul terreno di gioco. Vedete il Permac quest'oggi con il completo verde con strisce rosso-blu sulla parte anteriore, mentre l'Oristano, che ha come colori sociali il bianco-rosso, in realtà quest'oggi ha un completo nero bordato di bianco. Il portiere invece, i portieri, vedete il verde più scuro. Chiara Daronc, che è una delle novità di questa giornata, per lei la quinta presenza stagionale, la terza da titolare, mentre il portiere dell'Oristano, vedete la numero 99, si tratta di Martina Piga, col maglia arancione fluo, pantaloncini neri e calzettoni arancioni. Squadra giovanissima, l'abbiamo detto, anche il portiere è classe 2005. Ora ovviamente il rito, i saluti tra i capitani, da una parte Karin Mantoani, dall'altra Marina Senes per quanto riguarda l'Oristano. Allora approfittiamone anche per vedere le formazioni di questo match della 16ª giornata. Partiamo dalla formazione ospite, dall'Oristano, che schiera Piga tra i pali. Poi le leggiamo in ordine numerico progressivo, vedremo come si disporranno sul campo agli ordini di mister Gigi Avellino. Col numero 3 Ilaria Meloni, col numero 4 Clara Marras, col numero 5 Maia Laura Cocco, con l'8 Daniela Quidacciolu, con la 10 Maddalena Catte, con l'11 Chiara Dessi, col 13 Marina Senes, col 15 Marica Piras, col 18 Elisa Farris e con il numero 20 il capocannoniere di questa squadra, sicuramente una delle giocatrici più temibili non solo del sodalizio campidanese ma anche dell'intero campionato, ovvero la classe 97 Maura Mattana. Rispondono le Tose con Chiara Daronc tra i pali, è un 4-4-2 quello invece delle ragazze vittoriesi. Chiara Daronc tra i pali, linea difensiva con Carlotta Martinez e Carlotta Gava. Gli esterni sono Monica Furlan e Luna da Rossa. A centrocampo Laura Tomasella e Carlotta Modulo dovranno fare filtro e cercare di assistere il reparto offensivo. Larghe dovrebbero giocare sicuramente Karin Mantoani e Elena Govetto, ma abbiamo detto che è una squadra molto duttile qui la vittoriese, quindi potremo assistere a davvero numerose novità anche in corso d'opera. In avanti le due punte sono Gaia Maria Sovila e Giulia Trevisiol che rientra titolare. Tanti problemi fisici in questa stagione per le ragazze vittoriesi, che in qualche modo devono comunque far fronte a quella che è la maggiore in qualche modo voglia di ritrovare il coefficiente, insomma, di energia dei tempi migliori. L'infermeria è sempre stata piuttosto affollata. Inizia ora il match qui al Paolo Barison, con l'Oristano che attacca
da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, dalla parte opposta ovviamente le Tose. Abbiamo detto squadre che vengono da un momento molto simile, perché dopo un filotto di risultati negativi hanno ritrovato il sorriso della vittoria. Lo ha fatto in casa Loristano contro le Torri, ultima in classifica, lo ha fatto invece in terra trentina contro l'Isera, la formazione di mister Massimo Zoni. Seguiamo allora questa prima azione con le sarde in avanti, pallone per Dessi, che ha tutto lo spazio per crossare, va col mancino, subito in area di rigore, colpo di testa di Martinis, attenzione alla palla vagante, la conclusione, e coi pugni subito in due tempi Chiara Daronc deve dire di no al lampo di Daniela Quidacciolu. Subito sono passati davvero dopo pochissimi secondi dall'inizio del match e subito la prima minaccia è arrivata per la formazione di mister Gigi Avellino. Dopo appena 40 secondi Daniela Quidacciolu è sicuramente l'altra cliente, almeno sotto il profilo realizzativo, da tenere d'occhio. Per lei 6 i gol stagionali, abbiamo detto 11 quelli di Maura Mattana, che peraltro oltre a essere la miglior realizzatrice della squadra è anche al quarto posto nella classifica cannonieri. Davanti a lei solo la Golden Couple, la coppia d'oro di attaccanti del Cortefranca Scarpellini e Picchi, e la veneziana Elisa Dalla Santa. Prova a reagire il Permac, dolorante Tommasella, c'era stato un fallo ai suoi danni da parte, se non ho visto male, proprio della numero 8 Quidacciolu. Grande fair play subito tra le due protagoniste. Allora calcio di punizione per il Permac, che ha subito questa prima vampata, questo primo lampo dopo 40 secondi con Quidacciolu. Ora prova a proporsi in avanti con Monica Furlan, colpo di testa in anticipo di Farris, poi pallone tra i piedi di Cocco. Cocco prova a salire sulla destra, il tocco in verticale per Piras, Piras francobollata, pallone ancora per Cocco. Prova a impostare con calma Loristano, ora con Quidacciolu, pallone all'indietro per Senes, il capitano. Tocco per Marras, ancora scambio tra Marras e Catte, pallone in profondità. C'è stato però un intervento, anche in questo caso comandato dal signor Gatta di Sassari, a pallone che ha colpito l'arbitro, quindi non è calcio di punizione, ma col nuovo regolamento si riprende col pallone ancora in possesso per la squadra che l'aveva tra i piedi fino a pochi istanti fa, proprio Loristano. Pallone che però tornerà nella disponibilità del Permac con questa rimessa laterale. Abbiamo accennato a quelli che sono gli altri match di questa 16ª giornata, dobbiamo citare anche il confronto che interessa da vicino, per questioni di classifica, da molto vicino le Tose, ovvero quello tra Unterland Amen e Triestina. Unterland Amen che è staccato di 2 punti in classifica dalla formazione rossoblù, mentre la Triestina è a pari punti davanti formalmente, vista la migliore differenza reti e anche il vittorioso scontro diretto proprio con le triestine, con le alabardate che hanno espugnato il Paolo Barison poche settimane fa. Pallone in verticale per lo scatto di Piras, protegge la sfera Monica Furlani, retropassaggio per Chiara Daronc. Pallone allontanato nella zona di Trevisiol, viene a prenderlo e lo tocca all'indietro per Laura Tommasella, che alza la testa col destro, prova a lanciare in verticale, pallone interessante per Govetto che a campo, allora può provare a confezionare il traversone al centro, colpisce Senes, il pallone poi docile rimane in campo, allora ancora giocabile, però Govetto è in fuorigioco sul suggerimento di Luna da Ros. Si alza la bandierina di uno dei due collaboratori del signor Gatta, ricordiamo sono i signori Sadicai di Mestre e Moraitis di Treviso. Si riprende allora con il calcio di punizione a favore della formazione di mister Gigi Avellino, seconda stagione per lui, che è di Tempio Pausania, quindi un sardo doc in questa squadra che è davvero a trazione completa per quanto riguarda il cast, tutte rappresentanti della terra dei Quattro Mori. Un orgoglio sicuramente per la formazione insulare, questa nuova nidiata giovanissima. Abbiamo detto Loristano a 18,3 anni di età media, pensate la più vecchia, se così possiamo dire, è la classe 1984 Solinas, che in realtà non è quest'oggi tra le convocate, altrimenti dobbiamo davvero andare al 1997 con Maura Mattana, e la maggior parte poi delle protagoniste sono nate negli anni 2000, quindi davvero una nidiata molto promettente. Anche il Permac però, abbiamo detto che con i suoi 21,4 anni di media è la terza squadra più giovane del campionato. In mezzo c'è il Brixen, che può contare a sua volta su un blocco di giocatrici cresciute integralmente in casa, integralmente altoatesine. Seguiamo però l'azione con Trevisiol,
sgomita, pallone per Tomasella, di prima cerca Sovilla, poi scivola Trevisiola, pallone che però rimane in mezzo, allora con lo scavetto Tomasella prova a innescare la velocità di Gaia Sovilla, protegge però Meloni l'uscita di Martina Piga. Entrambi gli estremi difensori sardi classe 2005, Martina Piga e Marica Deiana, che all'andata è stata protagonista di un'ottima partita nella vittoria delle campidanesi per 4-2 a Sarodia sul Vittorio Veneto che si era presentato in quell'occasione alla terza di campionato davvero in versione ampiamente rimaneggiata. Abbiamo detto 15 convocate, c'è stato l'esordio anche della classe 2003 Sara Celante e, a parte Laura Tomasella, eterno baluardo classe 1981, insieme a Karin Mantoani che è una classe 1994, le altre 13 convocate, tutte anche loro nate dagli anni 2000 in poi, per tantissime la prima esperienza in prima squadra, e quindi era una partita sicuramente di rodaggio che non toglie meriti all'ottima prestazione, all'ottima vittoria da parte delle ragazze oristanesi trascinate da una incontenibile Maura Mattana. 3 gol in quell'occasione, con il bottino poi irrobustito sino alle 11 marcature attuali. Attenzione a Sovilla, qui lotta ancora con Senes che è abile a strapparle il pallone, poi prova a rilanciare Marras, pallone domato da Cocco. Cocco vede lo scatto e prova a servire in profondità, lo scatto di Piras. C'è però Chiara Daronc che blocca il pallone, abbiamo detto per lei è la quinta presenza in campionato, la terza titolare. Aveva giocato proprio la gara d'andata a Oristano, protagonista comunque di alcuni buoni interventi, peraltro 4 presenze per lei, oltre all'Oristano anche contro le Torri, contro la Spal e contro il Portogruaro. 4 i gol subiti in 4 presenze, tutti proprio nella partita di andata. Colpo di testa in anticipo di Daros, Govetto, Tomasella col lancio in profondità, questa volta quasi irraggiungibile per Daros che comunque si lancia all'inseguimento, colpo di testa di Senes che scambia poi con Catte, anzi con Dessi, lancio in avanti, lascia sfilare la sfera Mattana, non ci può arrivare. E allora Chiara Daronc può gestire il pallone quando sono trascorsi i primi 7 minuti e 13 secondi nel corso di questo primo tempo, 16ª giornata del girone B di Serie C, 0-0 tra Vittorio Veneto e Oristano, in questo duello che vede la 7ª in classifica contro la 9ª, 7 anche i punti di distacco, o meglio di vantaggio per quanto riguarda le rossoblù nei confronti delle avversarie campidanesi. Pallone per Mantoani, sulla sinistra, un po' di campo, il capitano rossoblù chiama il pallone Trovisiola, allora prova a lanciare in avanti, il pallone in realtà destinato allo scatto di Govetto in questo duetto tutto friulano, che ovviamente è semplicemente un acuto del pentagramma, del corposo pentagramma made in Friuli che caratterizza la formazione della città della vittoria. Ora prova l'Oristano a impostare, pallone tra i piedi proprio di Mattana, ringhia su di lei Gava in modo falloso secondo il signor Gatta di Sassari. Normale che alla talentuosissima attaccante sarda siano riservate grandi attenzioni da parte delle centrali rossoblù. Peraltro quest'oggi Carlotta Gava torna a ricoprire la mattonella insieme a Carlotta Martinis per l'assenza di Giada Tomasi, sfortunatissima davvero la centrale in maglia 5 di Montereale Valcellina, che è andata a segno contro l'Isera ma ha dovuto abbandonare il campo alla mezz'ora del primo tempo per l'ennesimo problema alla caviglia. Una stagione sfortunatissima, ma tutte le volte che è riuscita a trovare il campo è stata sempre davvero positiva. Attenzione al pallone aperto sulla sinistra per Mantoani, Mantoani sulla corsa, può provare a mettere il cross al centro, va col sinistro a cercare Trevisiol, l'uscita di Piga, pallone poi nella zona di Govetto che non inquadra lo specchio della porta, tutto buono in questo caso nello scontro ravvicinato tra il numero 17 rossoblù, tra Giulia Trevisiol e il portiere sardo Martina Piga. Qui forse Govetto non se l'aspettava, comunque ha lasciato rimbalzare il pallone con un tempo di gioco di troppo, non riuscendo poi a trovare lo specchio della porta. Segnaliamo questa prima conclusione del match per le rossoblù, ben più pericolosa potenzialmente l'esecuzione di Guidacciolu dopo soli 40 secondi. Attenzione dall'altra parte a Mattana, Mattana ancora duello con Gava in anticipo, solito ringhio da parte della numero 3 che nelle ultime partite si è alternata prima lungo il corridoio di sinistra sia da terzino che da esterno un po' più avanzato, ora riportata al centro, abbiamo detto anche per l'assenza di Giada Tomasi, ma sempre grandi prestazioni per la classe 2001. Pallone in avanti, anche Luna da Rossa, per lei la terza partita consecutiva da titolare
livello sicuramente notevole. Intanto rimane a terra dolorante Mattana, se non ho visto male. Siamo già dall'altra parte però con Govetto che ha un po' di campo, prova a centrarsi, sceglie un pallone difficile per Mantovani. Nel frattempo ancora sulle ginocchia Mattana, infatti il pallone viene liberato in fallo laterale dalla propria compagna Chiara Dessi, e allora sarà necessario l'intervento dei sanitari di bordo campo per la giocatrice campidanese colpita duro, direi in modo involontario, dalla propria avversaria. Ne approfittiamo anche per vedere se ci sono delle novità per quanto riguarda il programma e i risultati sui campi di questa giornata. Anzi, in realtà dobbiamo aspettare perché questa è la prima partita che apre il programma, quindi potremo darveli nel corso della ripresa. Orario inusuale, si gioca alle 14, come spesso capita in questi casi è la logistica a farla da padrone per la formazione sarda, che deve affrontare sempre trasferte molto lunghe. Per quanto riguarda la zona retrocessione, abbiamo detto che sicuramente sono interessanti gli impegni di Portogruaro contro il Padova. La Spal contro il Cortefranca ha poche speranze oggettivamente di riuscire a strappare qualche punto. Vedremo se l'Isera, squadra particolare perché contro il Permac ha espresso una prova sicuramente coraggiosa, anche sostanziosa, qualche errore difensivo che alla fine ha fatto la differenza. Ma è anche vero che dopo la sconfitta sul terreno delle Torri ci voleva una reazione, e quindi vedremo se magari la formazione trentina allenata da Senad Slomic riuscirà a collezionare qualche punto. Sarebbe un risultato a sorpresa sul campo del Venezia che però nelle ultime giornate ha concesso qualcosa alle proprie avversarie. Nel frattempo gioco che è ripreso col pallone lanciato in avanti, in anticipo Martinis, colpo di testa poi di Cocco. Gava può controllare la sfera, predica calma mister Massimo Zoni a bordo campo, invita le proprie giocatrici a ragionare, a cercare di imbastire delle azioni concrete, evitando magari qualche errore di misura. Come in questa occasione, pallone poi tra i piedi di Meloni, duello, pallone che torna le braccia tra le gambe di Trevisiol, che ha provato con le braccia a farsi largo in mezzo alla stretta marcatura avversaria. Anche Giulia Trevisiol guardata a vista dalle sentinelle campidanesi. Pallone verticale per Mattana, ottimo il tocco di prima per lo scatto di Clara Marras, c'è un po' di spazio sulla sinistra, prova a rinvenire su di lei Luna Daros, ancora Marras in area di rigore, prova a saltare Daros, l'uscita di Daronc con grande puntualità riesce a disinnescare questa occasione interessante, ma qui intuizione geniale di Maura Mattana. Tocco no look col mancino per la corsa di Marras. Maura Mattana abbiamo detto che rientra dopo un mese di stop, e questo non è un caso che Loristano abbia concesso qualcosa alle avversarie. Prima della vittoria di domenica scorsa in casa contro le Torri c'erano stati 5 KO consecutivi, comunque contro squadre temibilissime come Padova, Cortefranca e Brixen. Sicuramente da cancellare la goleada subita in terra bresciana, un 11-1 roboante, che però dall'altra parte insomma esprime il livello davvero superiore della formazione lombarda guidata da mister Roberto Salterio. Tanto Daronc, aggredita da Mattana, deve allontanare il pallone, prova a fare la sponda Mantovani, trova Tommasella, Sovilla, Govetto sulla destra per il lancio di Daros, pallone corto e recuperato dalla formazione ospite. Marras è brava però Daros a strappare il pallone, poi Govetto in qualche modo sguscia Tommasella. Martinis ora prova, ragionando al piccolo trotto, a salire la formazione rosso-blu, quasi come una partita di Sudoku, cerca le misure giuste, i numeri giusti per cercare di risalire lo schema, ma molto attenta fin qui la formazione sarda. Ora con Marras, si sgancia, Catte, servita, l'intervento di Daros che strattona nettamente. Intanto c'era stato un piccolo giallo nel giallo, perché l'arbitro Gatta stava involontariamente estraendo il rosso, si è accorto di aver in mano il cartellino sbagliato e ammonisce la numero 21 rosso-blu per questa trattenuta ai danni di Maddalena Catte. Ammonizione ineccepibile per quanto riguarda la numero 21. Calcio di punizione allora, ma vediamo che ora Loristano ci prova, soprattutto sulla sinistra, soprattutto con Maura Mattana, dal cui piede nascono gran parte delle iniziative campidanesi.
Va col destro la numero 20, salgono le torri in area di rigore, pallone arcuato, a cercare proprio il passaggio, poi per Senes, il pallone rimane lì, aveva provato la sponda anche Piras, il pallone è diventato scivoloso, insidioso, forse un fallo però commesso, una carica da parte del capitano dell'Oristano Marina Senes. Terreno che è in buone condizioni nonostante il diluvio universale che si sta battendo qui su Vittorio Veneto, clima, dobbiamo dire, tipicamente vittoriese, anche se un po' fuori stagione, temperatura abbastanza bassa, ma il terreno sembra reggere bene, bisogna comunque stare molto attenti perché i rimbalzi in area piccola possono sicuramente diventare un'arma di distruzione ma anche di distrazione di massa, proprio perché possono cogliere in fallo gli estremi difensori da una parte e dall'altra. Rimessa laterale affidata a Luna da Ross, Govetto prova a mantenere il pallone, lo regala però qui a Mattana, allora attenzione all'1 contro 1 con Carlotta Gava, ancora Mattana, prova a entrare in rigore, scivola, perde il tempo di gioco, poi Carlotta Gava si ritrova quasi involontariamente il pallone tra i piedi, è costretta a evitare il male minore che sarebbe stato il corner e a concedere comunque la rimessa laterale. Sempre a sinistra sale Chiara Dessi a cercare di imbastire la touche, a servire sulla corsa poi Cocco, pallone allontanato da Martinis, solitaria, Giulia Trebisiol prova un controllo a seguire, lottando anche con Farris, un po' troppo irruenta la numero 17 che viene redarguita anche dal signor Gattala di Sassari. Calcio di punizione ancora per la formazione oristanese che riparte dal capitano. Pallone questa volta aperto in modo erroneo sulla sinistra. Si ripartirà con la rimessa di Luna da Rossa. È trascorso il primo quarto d'ora di gioco, sempre 0-0 tra Vittorio Veneto e Oristano. Partita con entrambe le squadre che per il momento cercano di superarsi. Più vicina alla rete però la formazione ospite con la botta di Quidacciolu dopo appena 40 secondi. Ora il Permac prova con Sovilla che deve gestire questo pallone con qualche difficoltà, lo recupera Cocco, pallone poi all'indietro, Senes, il capitano rossoblu, il capitano scusate bianco-nero in questo caso, il lancio in avanti poi per Daronc, attenta, protetta anche da Monica Furlan. Dicevamo bianco-rosse, normalmente le ragazze sarde, quest'oggi con questo completo nero bordato di bianco. Col completo verde invece, utilizzato spesso, quasi più spesso in questa stagione rispetto al tradizionale rosso-blu, le ragazze di mister Massimo Zoni che ora si affidano all'inventiva anche delle proprie centrali, lancio però allontanato dalla difesa sarda, poi modulo di testa per Trebisiol che difende il pallone con grande fisicità. Tomasella lo apre per Mantoani, si alza però la bandierina, quindi fuori gioco di rientro. Per la numero 28, attenta, finora molto attenta alla difesa sarda, che ha spesso mandato in offside le proprie avversarie, ritmi che ora stanno diventando fin troppo compassati. Ferma che deve ancora tirare in porta, lo ha fatto con un tentativo abbondantemente largo di Elena Govetto, ma deve cercare di rendere la manovra un po' più fluida in questa fase. Molto ringhianti sempre le centrali difensive sarde nei confronti della coppia Sovilla-Trevisiol. Attenzione a Cocco, qui scivolata però fuori tempo, allora Tommasella col destro cerca un lancio però vedi, fuori misura a metà strada tra Trevisiol e Mantoani, anche dal piede educato di Laura Tommasella partono sicuramente tentativi interessanti, intanto continua a lottare un gladiatore Giulia Trevisiol, dall'altra parte però Mattana sgomita, duello all'arma bianca con Gava, alla meglio però la numero 20, con mestiere, con esperienza, può provare a puntare ancora la numero 3, la salta, attenzione di rigore, Mattana ancora prova lo spazio, pallone al centro, Cocco se la ritrova lì e sbaglia incredibilmente da pochi passi dal limite dell'area piccola e qui sciupa una palla gol clamorosa l'Oristano, ancora una volta però Mattana ispiratrice, davvero è riuscita a portare a spasso la difesa rossoblu. Qui si è aiutata anche con mestiere ai limiti del regolamento nei confronti di Carlotta Gava. Qualche polemica intanto tra mister Zoni e l'arbitro Gatta e attenzione, viene ammonito mister Zoni. Quindi da questo punto di vista chiarimento che non è andato a buon fine a quanto pare in prima battuta. Segnaliamo che però al minuto 20 l'Oristano ha sfiorato il gol davvero da pochi passi, da non più di 6-7 metri.
Cocco ha provato una soluzione complicata perché anziché cercare la potenza ha provato il destro a giro e per fortuna di Chiara Daron che il pallone è terminato alto sopra la traversa. Grande attenzione però per la formazione rossoblu in completo verde che deve drizzare le antenne. Qui pallone però ancora per Mattana, attenzione a Mattana, ancora contro tre avversari, Mattana prova un corridoio, vede lo scatto, la conclusione poi di Clara Marras, questa volta pallone docile tra le braccia di Daronc, agitazione della panchina rossoblu giustificata anche dal momento di difficoltà, l'unico momento di difficoltà di questi primi 20 minuti, visto che la sassata di Kudacoglu è stato un episodio pressoché isolato, però bisogna sicuramente rimanere vigili. Attenzione intanto all'uscita di Piga, che però permette a Giulia Trevisiol di pensare alla conclusione dalla lunga distanza, ne esce un tiraccio però, ovviamente tentativo coraggioso e giustificatissimo della numero 17, qui forse ha aspettato un tempo di troppo Martina Piga nell'uscita, sul lancio di Trevisiol sembrava in vantaggio il giovanissimo estremo difensore classe 2005 della formazione campidanese. Allora Permac che prova ora a mettere ordine, Martinis per Tomasella nel cerchio di centrocampo, Sovilla ora viene a prendere il pallone quasi da trequartista, scambia con Govetto, pallone invece per Trevisiol, ancora Tomasella, apre sulla destra, sale Monica Furlan che mantiene il pallone in campo, può pensare al cross, se lo porta sul mancino, disegna il pallone in mezzo, Senes interviene quasi con il ginocchio a mettere il pallone in calcio d'angolo. Allora primo corner dell'intero match, quando sono trascorsi 22 minuti di gioco, siamo ormai a metà tempo, e andrà Karin Mantoani che è stata assist woman in molte occasioni, come nella vittoria di 2 domeniche fa sul campo dell'Isera. Allora ci aveva pensato ancora Giada Tomasi che quest'oggi manca, ma non mancano le armi, le frecce nella fretta rossoblu. Qui pallone allontanato in qualche modo dalla retroguardia ospite, Govetto alleggerisce, c'è Martinis ultimo uomo aperta a destra che prova il lancio in avanti, pallone per Daros, lo può stoppare anche con calma, apre poi sulla destra per Govetto, ringhia su di lei Marras, ha bisogno di assistenza Govetto, soluzione arretrata ancora per Martinis che ha spazio, prova il lancio a cercare Mantoani, colpo di testa però in anticipo, poi c'è Monica Furlan ancora di testa per Mantoani, Mantoani, brava Meloni però a strapparle il pallone, duello abbastanza rusticano ma correttissimo tra le due giocatrici, duello sicuramente più acceso, quello tra Mattana e Gava, Gava che ora sembra essere stata portata ad agire molto di più sulla sinistra, quasi a aiutare Luna da Ros nel difficile compito di tenere a bada la numero 20 sarda. Attenzione però in area di rigore Cocco che prova a allargarsi per cercare la mattonella per il cross, va poi col destro, pallone che colpisce in pieno da Ross, rimessa laterale allora in zona offensiva per la formazione sarda, anche galvanizzata dall'occasione avuta da Cocco. Poteva essere sicuramente l'episodio dell'1-0, ma probabilmente ha dato comunque una stilla di coraggio in più alle ragazze di mister Gigi Avellino alla sua seconda stagione, e sicuramente il suo arrivo sulla panchina delle oristanesi ha portato un salto di qualità complessivo, perché l'Oristano è diventata da formazione, passateci il termine ovviamente nel senso sportivo e dei risultati delle scorse stagioni, formazione materasso degli scorsi campionati, a una formazione temibile per tutte in questa stagione. Attenzione ancora a Mattana in area di rigore, prova a difendere il pallone, lo apre poi in orizzontale, pensa anche alla conclusione Kudacoglu, poi va a duello con Mantoani, cerca ancora la mattonella giusta, Kudacoglu, la conclusione diretta da Martinis e il pallone termina in rete. L'Oristano va in vantaggio con un pizzico di fortuna, ma con Daniela Kudacoglu che ha trovato il corridoio giusto, se l'è lavorato questo pallone, ha cercato la mattonella, ha trovato la conclusione, poi sicuramente la deviazione decisiva di Carlotta Martinis, sfortunatissima nell'occasione, ha fatto il rest. Allora l'Oristano al minuto 24 trova il gol del vantaggio, gol che possiamo dire non è piovuto dal cielo e che legittima la supremazia in termini di occasioni che hanno avuto le ragazze di mister Gigi Avellino. Settima rete in campionato per Daniela Kudacoglu, che ribadiamo sicuramente ha avuto anche un aiutino da parte della Dea Bendata, ma nulla da dire sulla preparazione, se l'è cercata fortemente questa conclusione e quindi la propria audacia è stata sicuramente premiata e le tose devono inseguire. Attenzione, perché ora l'importante per la formazione rossoblu è non cadere in vecchi schemi mentali, in alcune insicurezze che possono derivare anche dai precedenti su questo terreno. Le ultime due partite si sono concluse proprio con l'1-0 in favore delle ospiti, prima
da parte della Triestina e poi del Brixen. Vittoriesi che devono azzerare mentalmente il colpo subito, devono farsi vedere però più concretamente in avanti. Allora Govetto può cercare di andare al cross, duello con Dessi, ultimo tocco della giocatrice sarda. Calcio d'angolo, secondo corner del match. Il computo a favore delle vittoriesi è di 2-0 dalla bandierina, ma bisogna cercare di trasformare anche le palle da fermo, che sono spesso state in questa stagione davvero una risorsa importantissima per le ragazze di mister Massimo Zoni, in qualcosa di concreto. Angolo basso però di Mantoani, pallone respinto dalla retroguardia, poi Furlan, colpo di testa ancora in anticipo, poi Martinis per Trevisiol però aggiustarsi la sfera. Il pallone aperto sulla destra per Mantoani, che a campo può mettere allora il pallone in mezzo, sul secondo palo coi pugni Piga, poi Govetto deve allargarsi ancora per cercare il controcross, francobollato da Guidacciolu, ancora Govetto, allora ha bisogno dell'assistenza di Monica Furlan, il tocco in orizzontale per Trevisiol cerca lo spazio per la conclusione, palla molto larga ma tentativo interessante della numero 17, conclusione di grande foga che dimostra quello che è lo stato d'animo delle rossoblù, che non vogliono, non possono e non devono chinare il capo davanti al gol di Daniela Guidacciolu. Sarebbe sbagliato farlo per un'infinità di motivi, non ultimo il tantissimo tempo, è trascorso poco più di metà del primo tempo. 1-0 però per l'Oristano, che ribadiamo ha trovato dopo due occasioni importantissime, con la stessa Guidacciolu dopo 40 secondi e poi con la conclusione di Cocco da ottima posizione terminata alta, hanno trovato questa volta al terzo tentativo il corridoio giusto, con Guidacciolu sulla deviazione decisiva di Carlotta Martinis. Rimessa laterale affidata a Luna da Ross, nel movimento delle compagne. Govetto come al solito francobollata riesce comunque a far proseguire la sfera al limite dell'area di rigore, allontanata Tomasella, Sovilla pensa alla conclusione, il pallone invece interessante per Karin Mantoani che prova il tiro e il pallone passa e trova il gol dell'1-1, il capitano rossoblù che diventa il miglior marcatore stagionale con 5 reti e soprattutto trova quello che è l'episodio che riporta in equilibrio una partita che rischiava di prendere un corridoio molto molto pericoloso, una smorfia di dolore, ha avuto dei problemi in settimana alla schiena, ma quello che è importante sono le endorfine che regala questo gol non solo a se stessa ma anche a tutta la formazione rossoblù, con la complicità, dobbiamo dire in questo caso, di Martina Piga, del portiere dell'Oristano. Le Tose fanno 1-1 al 28° minuto, rete che dà morale, se vogliamo pareggia anche in termini di fortuna quello che era stato il vantaggio da parte delle ospiti. Ora vediamo se ci sarà un ulteriore aumento dei ritmi. Karin Mantoani, che abbiamo detto diventa con questo gol la miglior realizzatrice in campionato delle rossoblù, staccando Deborah Zilli, che è stata condizionata peraltro nell'ultima fase da diversi problemi fisici. Tanta sfortuna e soprattutto tanti bollettini dall'infermeria per le rossoblù in questa prima parte di stagione. Attenzione però alla reazione dell'Oristano, qui sbaglia Cocco, poi Daros colpisce l'arbitro, scusate. Non l'ha presa bene, eravamo quasi concentrati sulla mimica, sul body language piuttosto rancoroso da parte della numero 21, Vittoriese Doc, che a poco si sta ritagliando il suo spazio molto importante in questa squadra e sicuramente sta crescendo sotto ogni punto di vista, anche come prestazioni, come longevità di gioco. Nel frattempo, solito duello, solite schermaglie tra Mattana e Gava, pallone comunque alleggerito per Chiara Daronc, incolpevole assolutamente in occasione del vantaggio di Guidacciolu, deviazione involontaria di Carlotta Martinis, quindi è il quinto gol subito dal numero 75 Vittoriese Doc, classe 2001, quinta presenza stagionale abbiamo detto per lei. Attenzione a Govetto, qui prova a sfondare, poi il pallone toccato all'indietro per Piga che deve anticipare ancora la numero 9. Poi Perma che ora prova a salire con Modulo che però non riesce ad agganciare la sfera, un po' alta quella difesa rossoblù. Allora il pallone verticale per Mattana, attenzione a Mattana che può andare, l'uscita di Daronc in anticipo con perfetto tempismo, pallone che diventa allora nuovamente giocabile per Mantoani. Ora ritmi che provano a diventare più consistenti, le due squadre provano ora a sovvertire di nuovo quello che è il segno X che si è palesato nuovamente in schedina dopo i due episodi decisivi, dopo le reti di Guidacciolu da una parte e di Karin Mantoani dall'altra. Qui rischia un pochino Senes, poi pallone ancora in avanti
Tommasella forse colpita duro, infatti c'è il fischio da parte del signor Gatta, attenzione, c'è il cartellino giallo anche per la numero 8. Guidacciolu, l'autrice del gol, in ritardo ha toccato duramente la caviglia destra di Laura Tommasella. Secondo cartellino di questo match. Dall'altra parte era stata ammonita per le rossoblù invece Luna da Ross. Calcio di punizione allora per Laura Tommasella, siamo oltre la mezz'ora, 30 minuti e 22 secondi sul cronometro. Distanza proibitiva per una conclusione, ma vediamo se la grande esperienza del playmaker di San Donato di Piave, classe 1981, diventerà magari l'ingrediente anche in questa occasione, su questa palla da fermo. Prova invece la conclusione, qui scelta coraggiosa ma inefficace. Allora si riparte da Martina Piga, anche per il portiere dell'Oristano si tratta di fare morale dopo l'episodio di poco fa, non sembrava irresistibile la conclusione di Karin Mantoani. Attenzione però a Govetto, pallone per Trevisol, ancora Trevisol, salta due avversari, Trevisol si prepara alla conclusione e trova un gol meraviglioso. Giulia Trevisol, tutta la forza della numero 17, classe 2003, il Permac rimette la prua davanti, rivede la body bolina sempre più vicina e col cuoricino dedicato ai pochi presenti in tribuna, ma a tutto il pubblico della città della vittoria, la numero 17 Giulia Trevisol firma il gol del vantaggio, la ribalta il Permac Vittorio Veneto al 32esimo minuto con uno dei suoi più grandi talenti, col suo ariete, che ritrova il gol in campionato, fa 4 in questa Serie C, sono 7 stagionali e soprattutto sblocca quello che era stato un piccolo digiuno reso comunque in qualche modo necessario, dovuto dalla scarsa condizione fisica, tanti problemi alle caviglie quest'anno davvero per le giocatrici rossoblù, ma non è mai mancata insomma la grande importanza, il grande apporto di Giulia Trevisol sul fronte offensivo. 2-1 dunque per il Permac, che ha trovato in rapida successione due sorrisi, due episodi anche se vogliamo, che però decidono per il momento questo primo tempo, che però sembra ancora in grado di offrire molti spunti, perché l'Oristano indomito continua a pressare altissimo e continua a affrontare le padrone di casa senza timore reverenziale alcuno. Colpo di testa qui da parte di Meloni, poi in supporto va anche Guidacciolu, che è donna dovunque in ogni zona del campo. Ancora Trevisol galvanizzata, strappa un pallone, prova a servire Mantoani in verticale, pallone in profondità, leggermente impreciso. C'è Martina Piga, ora la fiducia che può diventare un'arma chiave per le Tose, si è ribaltato il fiduciometro, chiamiamolo così, che aveva invece segnato il massimo dei punti per la formazione campidanese per i primi 25 minuti almeno. Modolo, pallone per Mantoani che è sempre raddoppiata, Furlan ancora in verticale per Mantoani sulla sinistra, costretta a tornare sui propri passi, a servire all'indietro Carlotta Martinis, col destro pesca e trova molto bene Govetto in una zona isolata di campo, poi pallone irraggiungibile per Trevisol, lanciato in avanti, Gava deve proteggere la sfera da Mattana e servire all'indietro Chiara Daronc, pallone ancora lanciato in avanti, prova in qualche modo il controllo Modolo dopo un primo controllo non precisissimo di Karin Mantoani, ma anche Carlotta Modolo non ha intenzione di mollare la propria diretta avversaria e questa è la grinta che vogliamo dalle ragazze della città della vittoria, che devono dare continuità al loro percorso in campionato. Avevano collezionato un filotto di 4 risultati utili consecutivi a febbraio. Attenzione allo splendido pallone di Tommasella per Trevisol, posizione regolare, Trevisol incespica sul pallone, questa era una grande occasione per la formazione rossoblù, pallone col contagiri di Laura Tommasella, forse non se l'aspettava Giulia Trevisol, che al momento di arpionare la sfera e di esplodere la conclusione si è incartata, incespicata su se stessa. E questa era una grande occasione per il Permac di colpire per la terza volta la porta di Martina Piga. Punteggio che dunque rimane sul 2-1 per le rossoblù, ma attenzione perché finalmente stanno arrivando le occasioni in attacco. Oltre a quelle delle reti, sembra decisamente crederci un po' di più la formazione di mister Massimo Zoni. Cocco qui di prima riesce a innescare la velocità di Guidacciolu. Allora Guidacciolu ha un po' di campo, rinviene su di lei Carlotta Modolo, molto bene, in qualche modo però la deviazione premia il lavoro di Marica Piras,
a destra, poi Cocco, pallone irraggiungibile in questo caso per Guidacciolu. Allora si riparte da Chiara Daronc, sicuramente molto più contento, soddisfatto il condottiero pordenonese sulla panchina rossoblù. C'erano stati momenti di tensione anche col direttore di gara, il signor Gatta di Sassari, momenti sicuramente acuiti dalla primissima fase non brillantissima del gioco delle Tose, che però ora hanno campo, spazio e voglia con Elena Govetto di andare in verticale, pallone però stoppato molto bene dal capitano Senes, che prova a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. In questo caso però stava rientrando dal fuorigioco Piras e allora non può giocare questo pallone, lo può fare invece Monica Furlan nel far nuovamente ragionare le proprie compagne di squadra. Martinez in verticale per Govetto, Tommasella chiama il pallone Sovilla e lo riceve. Sovilla prova molto bene Trevisiol, qui un po' precipitosa nel tocco di prima, c'era spazio per provare anche l'incursione, ancora Modolo in questo caso, però strappa bene il pallone, intervento forse anche in ritardo nei suoi confronti, lascia giocare però il direttore di gara, qui bello slalom tentato da Piras su Furlan, pallone ripulito da Martinis che non può però servire Karin Mantoani. E allora al piccolo trotto va Elisa Farris a toccare per Cocco, indietro ancora per Senes, rischioso questo rilancio, infatti lo arpiona Laura Tommasella che poi serve a destra a Sovilla. Sovilla prova a saltare nel breve fazzoletto di terreno la numero 11 Dessi, poi Gava colpisce in pieno Marras che rimane dolorante a terra, qui l'arbitro dovrebbe intervenire, infatti lo fa. Una pallonata totalmente fortuita che ha centrato una delle giovanissime, sono tutte giovanissime, l'abbiamo detto, le giocatrici dell'Oristano, una classe 2004, Clara Marras. Dicevamo delle 29 giocatrici in rosa, pensate, una sola è nata negli anni 80, Anna Maria Solinas, che peraltro non figura nelle convocate di quest'oggi. Poi abbiamo detto 4 nate negli anni 90, che sono Giorgia Casula, anche lei non presente quest'oggi, nonostante i suoi 2 gol stagionali, ma evidentemente qualche problema fisico. Poi Maura Mattana classe 97, Martina Senes e Serena Podda classe 98, insomma le altre 24 giocatrici che figurano nel roster ufficiale della formazione campidanese sono tutte nate dagli anni 2000 in poi, ed ecco spiegato il motivo per il quale la formazione di mister Gigi Avellino è nettamente la squadra più giovane di questo campionato, una squadra che rispetto agli anni scorsi sta già togliendo molte soddisfazioni. Attenzione al pallone in area di rigore per Guidacciolu, bello lo scavetto qui tentato da Mattana, l'uscita di Daronc, dicevamo che l'Oristano già ha fatto passi da gigante quest'anno e può ancora farne per bocca della propria capitana Marina Senes. L'obiettivo è concludere al 6° o 7° posto, obiettivo sicuramente molto ambizioso rispetto agli anni scorsi, comunque tutt'altro campionato davvero per la formazione campidanese, e considerato insomma quello che è l'ampio bacino, la nidiata molto promettente di giocatrici tutte rappresentanti della terra dei Quattro Mori, sicuramente per le prossime stagioni ci sono ulteriori ampissimi margini di crescita per trasformare questa realtà nella realtà bandiera, vessillo dell'intera regione di Sardegna. Tanto pallone ancora tra i piedi di Catte, una delle meno appariscenti in questo primo tempo dell'Oristano. Cocco invece prova a sgomitare e a servire sulla corsa Dessi, la scivolata di Luna da Ros, puntuale sul pallone. Rimessa laterale, siamo al minuto 39 di questo primo tempo, 2-1 per le Tose che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Guidacciolu con l'1-2 firmato da Karin Mantoani e Giulia Trevisiol. Attenzione però ancora alle sarde con Guidacciolu, aperta sulla sinistra, duello con Martinis, non ha spazio per girarsi, sempre molto attenta Carlotta Martinis che vorrebbe anche la rimessa laterale, non è però dello stesso avviso il direttore di gara che comanda la ripresa delle operazioni alla formazione campidanese. Pallone ancora nella zona di Dessi, poi prova Marras, toccare ancora per Dessi che potrebbe andare col mancino e disegnare un traversone in area di rigore. In estirada allontana Carlotta Martinis, pallone giocabile per Gaia Sovilla, impreciso però per Govetto, poi Senes lo tocca e lo trasforma di nuovo in un pallone fruibile per Clara Marras. Mattana cerca lo spazio, poi in verticale il pallone per Piras, pallone messo in calcio d'angolo, un po' sorpresa forse centralmente qui la retroguardia rosso-blu, e allora ecco il primo corner della partita anche per la formazione campidanese che prova a chiudere in avanti questi ultimi 5 giri di lancette della prima frazione di gioco e magari
cercare insomma quello che è il gol del pareggio. Ovviamente c'è l'onnipresente Mauro Mattana, più tecnica a battere questo corner da destra, pallone interessante al centro, l'uscita di Daronc, un capannello di giocatrici davanti a lei, allora deve rientrare tra i pali, poi il tentativo da parte di Cocco, deve allontanare senza troppi complimenti Carlotta Gava della zona di Giulia Trevisiol, che può andare a lottare e lo fa con grande forza, con grande sagacia su Meloni, poi alla fine esagera probabilmente nell'irruenza perché l'arbitro ha visto fallo, intervento irregolare da parte della numero 17 rossoblù, a segno quest'oggi, dopo ripetiamo alcune partite di digiuno, ma partite condizionate da problemi fisici in cui sempre aveva saputo dire la propria. Nel frattempo rimane a terra una giocatrice dell'Oristano, solito duello con Carlotta Gava, che sicuramente concede qualcosa in termini di centimetri, ma dal punto di vista della grinta non è davvero seconda a nessuno. Tanto Martina Piga fa su il pallone e prova a far ripartire nuovamente la formazione sarda, che sicuramente ha subito un minimo il contraccolpo del break vittoriese, i due episodi che hanno ribaltato però sin qui il match. Attenzione a Clara Marras, ancora dialoga con Mattana, Mattana in due su di lei, ancora Gava in anticipo, in uscita molto bene, poi qui da Ciolu apre ancora per Catte che ha servito Mattana, poi Carlotta Martinis con grande precisione e eleganza trova la ripartenza giusta con Gaia Sovilla, che può trasformare l'azione da difensiva in offensiva, 3 contro 4, sgomita con Senes, pallone poi per Govetto che non si intende con Trevisiol, qualcosa da limare nell'intesa tra le due, si spiegano. Ha visto un'incursione, una possibile incursione da parte della numero 17, Elena Govetto, che ha trovato il suo secondo gol stagionale, anche lei dopo uno stilicidio di problemi fisici nella partita contro l'Isera. Attenzione però a Marras dall'altra parte, prova a puntare l'una da Rossa, ancora Marras, da Rossi in qualche modo interviene, però Mattana ancora prova a centrarsi, prova a armare la conclusione, Mattana trova lo spazio per la conclusione, trova la schiena di Martinis, ma ancora la numero 20 ispiratrice, non è finita perché c'è Marica Piras, ancora Piras, prova a saltare Monica Furlan, a passarla, ce la fa in area di rigore, pallone radente che non trova la deviazione sotto misura di Mattana, e allora attenzione perché l'Oristano ci prova, a talento, a velocità e cerca di esprimerlo al meglio nella zona rossa di maggior rischio e pericolo. Per quanto riguarda le ragazze di casa, che devono tenersi stretto questo 2-1, almeno sino al 45esimo, per poi riordinare il gioco e cercare magari di colpire in apertura di ripresa. Il Perma, che è una squadra che segna moltissimo a cavallo tra gli ultimi 10 minuti del primo tempo e i primi 5 della ripresa. Sono arrivati ben 8 gol sui 26 complessivi segnati fin qui dalla formazione di mister Massimo Zoni, praticamente un terzo delle reti. Gava, lancio in verticale che però diventa preda di Cocco, ringhia su lei Govetto, poi il pallone in verticale, attenzione allo svarione di Furlan che può diventare buono per Mattana in area di rigore. Mattana, attenzione ancora, solito duello con Gava, la punta, la serve, pallone dietro per Cocco, Cocco sul mancino, prova la conclusione, trova le gambe di Laura Tomasella e trova anche il secondo corner del match, corner che riequilibra la statistica dei tiri dalla bandierina. Ora sono 2 per parte, ma che sia destra o sinistra va sempre Maura Mattana col numero 20. Salgono le torri, salgono anche Senes, Farris dalle retrovie a cercare di dare una mano, di rinforzare la pattuglia degli arieti in area di rigore. Lo batte invece corto Mattana per Tessi che mette il pallone col mancino al centro, l'uscita di Daronc con i pugni riesce a allontanare con ottima scelta di tempo Trevisiol, deve difendere il pallone e attendere le compagne. Tomasella, bello pallone in verticale per Mantoani, attenzione, possibile 4 contro 3 per Trevisiol che serve Sovilla, ha un po' di spazio Gaia Sovilla, può puntare la porta, Sovilla cerca l'assist per Luna De Ros che si era proposta in avanti e poi ha provato a chiamare in azione anche Karin Mantoani che era troppi metri indietro. Qui ha scelto forse la soluzione più complicata Gaia Sovilla, poteva provare la conclusione ma ha provato con grande generosità a premiare lo slancio, la grande corsa di Luna Da Ros. Ultimi 40 secondi, vedremo se ci sarà del recupero comandato dal signor Gatta di Sassari. Prova allora il capitano delle Campidanesi Senes a servire ancora Clara Marras, questa volta manca l'intesa però con Chiara Dessi. Rimessa laterale allora per Luna Da Ros che deve
rifiatare, si è fatta praticamente 90 metri da un'area all'altra per cercare poc'anzi di trasformare in pericolosa un'azione che era sicuramente molto interessante. Possibile 4 contro 3 per la formazione di casa. Martinis, lancio in avanti un po' lungo per Karim Mantoani, 1 minuto di recupero, allora ancora 60 secondi, qualcosa di meno perché sono trascorsi già 10 di extra time per questo Permac Vittorio Veneto Oristano, con le Tose avanti per 2-1. Ricordiamo Oristano avanti con Guidacciolu, tiro deviato da Martinis, attenzione però a Mattana che scippa il pallone a Gava, c'è Daron fuori dai pali, Mattana prova a dribblare ancora il numero 3 che non le permette però di girarsi, interviene anche su di lei Luna Daros con un grande intervento in spaccata, pallone forse ancora giocabile, attenzione ancora a Mattana, ha bisogno di aiuto dalle compagne, prova a far passare la sfera e Daros con l'aiuto di Gava riesce a respingere un'occasione che si prefigurava davvero molto molto pericolosa. E qui ottime le centrali difensive rossoblu, ottimo anche un esterno rapace e capace come Luna Daros. Allora Tose che devono invece provare ad addormentare la sfera per questi ultimi secondi. Tomasella sceglie Chiara Daronca all'indietro, pallone lanciato in avanti, ecco il duplice fischio del signor Gatta di Sassari. Finisce qui la prima frazione di gioco con le Tose avanti per 2-1. Tose che avevano subito l'episodio del vantaggio al 24esimo, vantaggio sardo, con Guidacciolu brava a prepararsi la conclusione e a esplodere poi un destro che con la deviazione decisiva di Martinis è diventato imparabile per Chiara Daronc, ma le Tose non si sono perse d'animo. 4 minuti dopo, al 28esimo, è arrivato il punto del pari di Karim Mantoani, una staffilata di destro dal limite dell'area di rigore con la complicità del portiere, dobbiamo dirlo, di Martina Piga. Al 32esimo invece un grande gol, una grande preparazione, un grande gesto tecnico col destro di Giulia Trevisiol che ha portato avanti le Tose. Tose che sicuramente sono uscite alla distanza in questo primo tempo dopo aver concesso qualcosa anche di troppo alle avversarie. Tose che comunque chiudono avanti questa prima frazione di gioco in questo match, in questo possiamo dire lunch match o perlomeno late lunch match della 16ª giornata del girone B di Serie C. La linea può tornare alla regia di Federico Campodall'Orto. Ci vediamo tra pochi minuti per il secondo tempo di questa Permac Vittorio Veneto Atletico Oristano.
Eccoci ritrovati allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, agli sgoccioli dell'inizio di questo secondo tempo tra Vittorio Veneto e Oristano, primo tempo che si è concluso con le Tose avanti per 2-1, una rimonta che è arrivata grazie a Karim Mantoani e Giulia Trevisiol. In apertura il primo gol in ordine temporale è stato quello di Daniela Guidacciolu al minuto 26, con deviazione sicuramente decisiva di Carlotta Martinis, poi la gran botta di Karim Mantoani al 28esimo con una certa complicità da parte del giovanissimo portiere sardo Piga, e poi al 32esimo la grande botta imparabile di Giulia Trevisiol che ha riportato avanti la formazione di mister Massimo Zoni, che si appresta a battere il calcio inizio di questo secondo tempo e attaccherà dunque da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Squadre che si sono ripresentate invariate qui sul terreno di gioco della città della Vittoria, quindi tra un secondo andremo a riepilogare le formazioni. Ne approfittiamo anche per salutare tutti quelli che ci stanno seguendo anche dalla Sardegna. Un grande saluto, un grande abbraccio a tutti qui da Vittorio Veneto, con una formazione sarda che sicuramente è stata molto coraggiosa e ha espresso un ottimo calcio, ottime occasioni soprattutto nei primi 25 minuti. Poi è uscito il Vittorio Veneto con una doppietta in rapida successione e con la possibilità anche di cercare il 3-1 con Giulia Trevisiol, ma non dimentichiamo che anche la formazione campidanese ha avuto le sue ghiottissime palle gol, con Cocco in particolare, dal limite dell'area piccola per colpire verso la porta di Daronc. Andiamo a vedere allora le formazioni che hanno ricominciato le ostilità correttissime qui al Paolo Barison, con l'Oristano in campo col portiere Martina Piga, poi Ilaria Meloni, Clara Marras, Mayla Laura Cocco, Daniela Guidacciolu, Maddalena Catte, Chiara Dessi, Marina Senes, il capitano, Marica Piras, Elisa Farris e Maura Mattana. Mentre attenzione perché qui c'è calcio d'angolo proprio per la formazione oristanese, ha provato a salvare il pallone in scivolata Chiara Daronc, quindi seguiamo prima questo corner che proietta le ospiti in vantaggio per quanto riguarda il computo dei tiri dalla bandierina. Andrà come sempre Maura Mattana e poi andremo a vedere quelle che sono le 11 tose scelte anche per questa ripresa da mister Massimo Zoni. Va col destro Mattana, pallone basso, allontanato da Gava, pallone che però rimane pericolosamente nella zona di Cocco, che ha provato la conclusione, poi Sovilla libera l'area da guai peggiori, si lancia all'inseguimento del pallone Giulia Trevisiol. Mattana però in ripiegamento riesce a strapparle il pallone. Permac che è in campo col 4-4-2 con Chiara Daronc tra i pali, linea difensiva con Carlotta Martinis e Carlotta Gava centrali, Luna da Rossi e Monica Furlan sono gli esterni. A centrocampo Laura Tomasella e Carlotta Modolo in posizione interna, larghe invece Capitan Karim Mantoani e Elena Govetto. Di punta ci sono Gaia Maria Sovilla e Giulia Trevisiol. Abbiamo detto che è uno schema sicuramente suscettibile di variazioni in corso d'opera, vista anche la grande duttilità tecnico-tattica delle protagoniste in casa rossoblù. Abbiamo citato in apertura che quest'oggi Carlotta Gava gioca centrale in sostituzione di Giada Tomasi, che è in panchina ma pressoché per onore di firma dopo il problema alla caviglia patito nel match contro l'Isera, peraltro dopo essere andata a segno sul calcio d'angolo di Karim Mantoani per il suo terzo gol di questa stagione, funestata comunque da qualche infortunio, da qualche conto aperto con la dea bendata decisamente di troppo. Prova ora a spingersi in avanti la formazione di casa, pallone nella zona di Daros, cross orizzontale per Giulia Trevisiol, che riesce però a saltare due avversari e poi penetrare in area di rigore. Trevisiol, il diagonale in due tempi, Piga si oppone alla conclusione più forte che precisa da parte di Giulia Trevisiol, che ci ha preso gusto dopo la rete del 2-1 e ora riprova a farsi valere e vedere nell'area di rigore avversaria. Attenzione però all'Oristano che prova subito a ripartire, servita a Catte in questo scambio con Guidacciolu, poi sale palla al piede Cocco prova ad aprirsi sulla destra, fa sfilare il pallone Mattana, che poi prova a pescare in verticale, un corridoio interessante sul quale però Marica Piras forse non ci ha creduto abbastanza, però ancora Mattana può provare a sgomitare in area di rigore, a liberarsi per il pallone che viene messo pericolosamente in orizzontale, pallone toccato da Gava, poi allontanato con qualche fan da Karim Mantoani, spinge ancora la formazione di Gigi Avellino, con questo pallone aperto ancora per Meloni che può provare a dare il cross, esce però un traversone impreciso, sbilenco. E dunque Chiara Daronc con la rimessa dal fondo potrà provare a rimettere ordine. Subito ritmi interessanti in questa apertura di ripresa. Due squadre che
ripetiamo, sono reduci entrambe da una vittoria che ha spezzato un lungo digiuno, più lungo quello dell'Oristano che veniva da 5 KO consecutivi, ma anche i 3 stop di fila delle Tose, ultimi 2 peraltro qui al Barison contro Brixen e Triestina, necessitavano una grande risposta. Attenzione a Govetto, scatta da Trevisiol sul filo del fuorigioco, pallone proprio per lei, prova la conclusione, pallone che esce di nulla alla sinistra dell'incrocio di pali di Piga. Qui grande movimento di Giulia Trevisiol che ha aspettato fino all'ultimo per potersi inserire in profondità sul passaggio filtrante, sul jolly di Elena Govetto. Qui conclusione potentissima, interessantissima che ha fatto la Barba, e anche un paio di basette al montante della porta difesa da Martina Piga, ancora tra le più pericolose, al numero 17 rossoblu. Dall'altra parte Mattana, come al solito cercatissima dalle compagne, questa volta non può arrivare sull'idea di Clara Marras, e allora Chiara Daronc predica ordine e calma alle proprie compagne di squadra e rilanci in avanti. Nel frattempo sono cominciati anche gli altri match di giornata con un'ora di ritardo, il consueto menù delle 15. Spicca il parziale tra Unterland Amen e Triestina, con l'Unterland già in vantaggio, scontro che interessa da vicino le due squadre, mentre c'è un problema per una giocatrice sarda che rimane a terra. Vedremo l'entità del problema. Dicevamo, il match tra Unterland Amen e Triestina interessa molto le rossoblu perché l'Unterland è staccato di 2 punti, mentre la Triestina è a pari in classifica al 7° posto proprio con le vittoriesi. Nel frattempo si prepara a entrare sul terreno di gioco Marta Filippo. Ricordiamo anche ovviamente, come sempre, tutti i modi che avete per contribuire, per dare una mano, per sostenere la causa del Permac Vittorio Veneto in un'annata così difficile, così complicata. È uscita la numero 3 Meloni. Questo dunque il primo cambio del match, fuori Ilaria Meloni, dentro Marta Filippo, esce una 2003, entra una 2004. Dicevamo, avete il tempo di appuntarvi questo numero, è vero, lunghissimo, anche un po' scomodo, del quale prendere nota in questo momento, ma è un numero fondamentale perché è ciò che permette a questa squadra di continuare a credere e sognare, a sopravvivere in un periodo così difficile per tutti, ma a maggior ragione per tutto il calcio e per il calcio femminile in particolare. Ricordiamo che il Permac Vittorio Veneto è l'unica squadra dell'Alta Trevigiana che in questo momento sta disputando un campionato con tutte le accortezze sanitarie necessarie, ma anche con tutte le difficoltà economiche che questo ovviamente comporta. Quindi le Tose aspettano anche un vostro piccolo ma generosissimo e decisivo aiuto per la loro storia, per la loro missione, soprattutto alla vigilia di quello che è il 40° compleanno di questo sodalizio così storico e importante per la città della Vittoria. Nel frattempo gioco che è ripreso, quindi è avvenuto il primo cambio, abbiamo visto nelle file dell'Oristano con l'ingresso di Filippo al posto di Meloni. Attenzione però allo scatto sulla sinistra di Marras, che ha un po' di spazio, rinviene su di lei Luna da Rossa, ancora Marras, può provare a portarsi il pallone sul destro, pallone per Mattana, e qui soluzione complicata, poteva pensare alla conclusione, si spiega anche con la propria compagna di squadra, con Cocco. Mattana spesso è cercata così allo sfinimento dalle proprie compagne. Nel frattempo ci sarà un secondo cambio molto ravvicinato per la formazione campidanese, perché entrerà anche col numero 88 Noemi Scalas, un'altra 2004. Esce, vediamo un po', con il numero 15 Marica Piras, altro cambio tra giovanissime. Noemi Scalas, che peraltro è a quota 2 reti in stagione. Sono solo 4 le giocatrici che hanno trovato la via del gol in questo campionato per la formazione sarda, ma abbiamo detto Maura Mattana ha segnato 11 dei 22 gol totali, anzi 23 con quello di oggi segnato da Guidacciolu. Gol messi a segno sin qui in questo campionato dalla formazione di Gigi Avellino, quindi Mattana ha 11 gol, Guidacciolu con quello di quest'oggi a 7. Poi Noemi Scalas e Giorgia Casula a quota 2, vedremo quindi se Scalas entrerà a dare maggiore consistenza anche alle incursioni offensive, magari su palla da fermo, della formazione ospite. Tanto in verticale, anticipata Trevisiol, lancio di Capitan Senes per lo scatto da parte di Mattana, questa volta aperta tutta sulla sinistra, 1 contro 1 con Da Rossa, prova a saltarla, ancora Mattana, cerca una serie di dribbling ubriacanti, ancora prova a portarsi per la conclusione Daronc, e poi attenzione sotto porta, riesce a trovare in qualche modo la deviazione decisiva Clara Marras per il 2-2 dell'Oristano. Qui è stata brava la giovane giocatrice 2004, una delle tantissime giovani giocatrici, ormai è una parola quasi retorica da utilizzare per la squadra campidanese, ma era sulla mattonella giusta per raccogliere in tapin la respinta
di Chiara Daronc, che si è opposta molto bene alla solita ubriacante azione di Maura Mattana, ma nulla ha potuto sul tapin da pochi passi di Clara Marras. E dunque al minuto 10 della ripresa l'Oristano trova il gol del 2-2, riporta in equilibrio una partita che, dobbiamo dire, sta giocando con grande coraggio, con grande voglia. Allora attendiamoci un secondo tempo spettacolare, perché le Tose non possono accontentarsi di un punto e provano subito in avanti con Govetto. Questa volta aveva provato a sganciarsi in proiezione Carlotta Modolo, pallone per Piga. Davvero nulla da dire sul grande coraggio, sulla grande voglia che ci stanno mettendo le ragazze di Gigi Avellino, ancora Mattana che continua davvero a giocare per tre, qui sbilanciata forse da Gava. Infatti c'è il calcio di punizione che sarà comandato a favore dell'Oristano. L'avevamo detto, è una cliente pericolosissima, ma veramente una giocatrice di grandissima qualità. Anche quando non segna è in tutte le azioni, e nell'occasione insomma ha propiziato la respinta, il tocco da pochi passi in anticipo da parte di Clara Marras, dopo la bella respinta, non banale anzi molto attenta, di Chiara Daronc sulla conclusione proprio della numero 20 campidanese. Calcio di punizione affidato ora alla numero 8 Daniela Guidacciolu, già a segno nel primo tempo. Vediamo se proverà la conclusione, siamo lontanissimi, siamo a 40 metri dalla porta di Chiara Daronc. Pallone scodellato in area di rigore, a cercare un colpo di testa che invece è quello di Modolo. Poi Cocco, su lei c'è Laura Tommasella, in raddoppio anche Gaia Sovilla, lontanissima dalla propria zona di competenza. Molto brava qui Sovilla ad aiutare le proprie compagne. Poi il tocco all'indietro per Daronc. Senes, anche lei molto presente per dare una mano alle compagne. Modolo, Trevisiol, il tocco all'indietro per Gaia Sovilla, che col piattone destro prova a aprire a metà altezza per Mantoani, che riesce a portare via il pallone. Ancora Karin Mantoani, salta Piga, va a terra, calcio di rigore per il Parma Vittorio Veneto. Qui tutta l'abilità e l'astuzia di Karin Mantoani, che ha fatto rimbalzare il pallone, ha aspettato che sgusciasse alle spalle del proprio diretto avversario e poi sull'uscita di Piga è riuscita a guadagnarsi questo calcio di rigore, questo tiro dal dischetto, che è anche l'occasione per sovvertire il pronostico negativo dei tiri dagli 11 metri in questa stagione delle rossoblù. Sul dischetto va proprio il capitano. Occasione allora per la prima doppietta stagionale della numero 28 di Sclaunicco. Mantoani contro Piga, momento che potrebbe essere decisivo. Al minuto 12 di questo secondo tempo va Mantoani col destro, tocca Piga ma non può nulla sulla battuta precisa, feroce, ferale di Karin Mantoani. KM 28, 3-2 per il Permac, scusate perché l'Oristano l'aveva riequilibrata subito, ma il grande cuore del capitano, che si è preso la responsabilità di battere dal dischetto e di trovare la via della rete, riporta ancora una volta le Tose davanti. Siamo al 12° di questo secondo tempo, che è partito davvero fortissimo. E qui abbiamo visto tutta l'esperienza di una giocatrice che ormai da 5 stagioni fa parte di questo collettivo, di questa famiglia rossoblù, fin dall'anno di Serie A. Si è presa una responsabilità non banale, non solo per l'esecuzione in quanto tale dal dischetto, ma anche perché l'ultimo penalty battuto proprio da Karin Mantoani nella partita contro il Portogruaro era terminato fuori. Gli ultimi 2 calci di rigore erano stati falliti dalla formazione di mister Massimo Zoni, influenti contro il Portogruaro, influenti visto il risultato finale, e poi il penalty fallito anche da Laura Tommasella nella gara contro il Cortefranca. Dunque rotto questo sortileggio dagli 11 metri per la formazione rossoblù, che ora è in nuovo avanti 3-2, ma l'Oristano sicuramente continuerà a lottare centimetro su centimetro. Qui ammonita Giulia Trevisiol, cartellino che è sembrato un po' severo, forse una somma di interventi da parte della numero 17 più che il fallo in questione. È la terza ammonita del match, la seconda in casa rossoblù dopo l'una da rossa. Calcio di punizione, siamo al 14° minuto di gioco, 3-2 per il Permac. Questa partita che promette ancora grandi scintille e tanto spettacolo. Secondo tempo a carburazione dolce, per larghi tratti a favore delle sarde. Poi Permac è venuto fuori alla distanza con grinta, con qualità, ma tutti da vivere questi ultimi 30 minuti più recupero, perché
La formazione di Gigi Avellino sta gettando il cuore oltre l'ostacolo dal primo minuto. Ricordiamo ancora anche il match d'andata era finito con molti gol, 4-2 per la formazione rappresentante dei Quattro Mori nel match disputato sul terreno di Sarodia a fine ottobre, poco prima della pausa che ha spezzato di fatto in due il campionato, oltre al girone d'andata, pausa ovviamente imposta dalle restrizioni Covid. In quell'occasione 4-2 per la formazione di mister Avellino, con la tripletta di Mattana, il gol di Quidacciolu su rigore, in mezzo il Perma che aveva rimontato da 0-2 a 2-2 con Ilaria Mella e Deborah Zilli. Vedremo se ci sarà ancora spazio per irrobustire la differenza reti all'interno del campionato rossoblu. Intanto bandierina che si alza su questo pallone in avanti, non è assolutamente convinta Maura Mattana, che in qualche modo si era liberata con un intervento energico di Carlotta Gava. Ricordiamo anche i due cambi che sono avvenuti nell'Oristano sin qui, perché sono entrate Marta Filippo e Noemi Scalas per cercare di dare maggiore velocità e cercare di aumentare il coefficiente offensivo della squadra ospite. Punizione intanto per Martinis. Trevisiol, duello con Senes. Il numero 13 prova e riesce a allontanare, però solo per un attimo, un pallone che sfila e che diventa ora giocabile per la neonentrata Filippo. Pallone verticale per Scalas. Su di lei c'è Martinis, non la molla, allora Scalas è costretta a centrarsi. Ancora Martinis le sporca il pallone, poi Cocco in qualche modo, pallone in verticale. Prova a lanciarsi nello spazio Quidacciolu, l'uscita di Chiara Daronc, che ora prova a ricompattare le proprie compagne di squadra con questo rinvio dal fondo. Pallone domato solo per un istante da Marras. Mantovani, Modolo, riesce a sguriciare bene qui l'intervento di Catte, che va a prendersi un cartellino giallo telefonato. Tanti cartellini, sono 4, diciamo che nell'economia delle partite a cui abbiamo assistito quest'anno è quasi un piccolo record, 2 ammonite per parte. Entra a referto dell'arbitro anche la numero 10, Maddalena Catte, è andata a cercarselo questo giallo senza tanti complimenti su Carlotta Modolo. Punizione per Martinis, pallone che sfila nella zona di Karim Mantovani. Karim Mantovani lo può stoppare, si sgancia Furlan, servita bene ora sulla sinistra. Il cross, col pallone troppo strozzato, che termina tra le braccia di Martina Piga con il numero 99. Lo prova a rilanciare, subito a cercare controllo a seguire di Quidacciolu. Modolo, molto bene ancora, riesce a strappare il pallone nuovamente. Poi Mantovani, Tommasella, c'è sempre la pressione altissima da parte della formazione sarda. Poi Gava, siamo sulla fascia opposta per Sovilla. Sovilla può servire Govetto, Govetto ha spazio. Vede Mantovani, pallone interessante, c'ha spazio Karim Mantovani, prova a dialogare con Giulia Trevisiol, ha capito però l'intenzione di Marta Filippo e allora ha allontanato il pallone. Martinis, qui è brava a intervenire in anticipo ancora Quidacciolu, un'altra delle migliori sicuramente della formazione avversaria. Poi si complica un po' la vita, infatti rischia di farsi strappare il pallone da Giulia Trevisiol, che ha bisogno di assistenza alle compagne, lo trova in Karim Mantovani. Mantovani a sinistra, autrice della doppietta, ancora Karim Mantovani, pensa di nuovo alla conclusione, colpisce la schiena di Farris, pallone che si impenna, sta provando letteralmente a trascinare la squadra con la propria forza, data anche da questa responsabilizzante, importantissima fascia al braccio che porta. Quest'anno per la prima stagione è la prima doppietta per lei, che è salita a quota con queste 2 reti a quota 6, staccando quindi le compagne di squadra con le quali lottare internamente per la classifica cannonieri del Permac. Attenzione però, ancora cambi nell'Oristano, è il terzo per mister Gigi Avellino, perché esce Maddalena Catte, proprio la numero 10 ammonita poc'anzi, entra con il 7 Alessia Rattu. Avevamo detto di non abusare del termine giovanissime, ma qua siamo addirittura su una classe 2005, una delle più giovani in assoluto del collettivo campidanese. In panchina c'è Giorgia Peddes, che è una 2006, pensate, luglio 2006. Rimessa laterale per Trevisioli in area di rigore, difende ancora il pallone, prova a saltare
Farris che allontana il pallone un po' alla cieca, non lo può raggiungere. Andiamo entrata Rattu, allora rimessa laterale per Monica Furlan. Il Permac che sta provando a incanalare la partita su quello che è un filone più congeniale, ritmi più bassi ma più sostanza, più solidità, più qualità nel far muovere il pallone, nel far girare la sfera, soprattutto in proiezione offensiva. Modolo aggredita, pallone recuperato da Cocco, poi cerca lo scatto di Rattu, andiamo entrata in anticipo Carlotta Martinis che tocca per Chiara Daronc. Pallone allontanato, c'è Cocco che lo viene a prendere ancora nel cerchio di centrocampo, può provare a spingere centralmente. Mattana con lo scavetto, pallone interessante, c'è in fuorigioco però la numero 4 Clara Marras, ancora una volta contestata questa segnalazione. Sembrava però leggermente in offside Marras. Ecco il primo cambio anche per il Permac, esce Karin Mantoani che oltre a realizzare una doppietta preziosissima ha lottato contro problemi fisici che l'hanno tormentata per tutta la settimana, problemi soprattutto alla schiena, e dunque deve abbandonare il terreno di gioco al 20° del secondo tempo. Entra Silvia Cimarosti, il nuovo acquisto del mercato invernale rosso-blu, un grande ritorno per lei che ha disputato lo scorso anno in Serie B 14 partite, ha collezionato 14 gettoni con la formazione allora allenata da Diego Bortoluzzi. Quest'anno è tornata a dare una mano, a esprimere tutta la propria qualità tecnica e non a caso dal suo destro è uscito il gol che ha chiuso i conti nella partita di 2 domeniche fa a Isera, il gol del 3-1 finale. Sovilla prova attenzione a servire Trevisiol, qui schermata dal movimento delle centrali avversarie. Cimarosti di fatto andrà a sostituire il capitano rossoblu, la fascia è scivolata naturalmente tra le braccia, sul braccio sinistro di Laura Tommasella, che quindi dovrà condurre le Tose a mantenere o perché no corroborare questo punteggio. Manca ancora moltissimo perché siamo quasi a metà del secondo tempo, l'Oristano non vuole mollare neanche un centimetro. Pallone in profondità, in anticipo Gava che poi lo allontana. Vediamo Sovilla, riesce coraggiosamente a mantenerlo in campo, prova anche a autolanciarsi con Cocco che deve intervenire e poi scaricare all'indietro per Piga, su cui c'è un accenno di pressione da parte di Giulia Trevisiol. Il lancio di Piga corto nella zona di Modolo, proprio Trevisiol qui brava con un movimento del corpo, Elisa Farris a evitare e poi viene toccata da dietro da Giulia Trevisiol. Attenzione perché Giulia Trevisiol era già ammonita e qui arriva il secondo giallo del match ed è un giallo gratuito per la numero 17. E qui attenzione perché il Permac rimane in 10 uomini, una partita ricca di episodi thrilling e questo è solo l'ultimo della serie. Cartellino rosso per Giulia Trevisiol che è andata a toccare da dietro Farris, forse anche un po' frustrata dall'ottima uscita dalla difesa da parte della numero 18 e non ci voleva. Questo è il primo cartellino rosso delle Tose in tutto il campionato. Dopo 16 giornate arriva la prima doppia sanzione per una giocatrice all'interno dello stesso match. E quindi attenzione perché ora sarà doppio, dovrà essere ancora più incisivo, ancora più pressante, ancora più intenso lo sforzo rossoblu per portare a casa questi 3 punti importantissimi per il morale, per la classifica, per la maturità dei ragazzi di mister Massimo Zoni. Vedremo anche come si schiereranno ora, dovendo rinunciare al peso offensivo di Giulia Trevisioli. Intanto Carlotta Modolo, che è cresciuta tantissimo in questo secondo tempo, vince un altro contrasto, può andare in area di rigore, il tocco per Govetto, anticipata da Chiara Dessi. Davvero un'altra grande proiezione, un altro bel gesto tecnico-atletico della numero 92. L'impressione è che ora Govetto vada a stringere, a dare una mano alle proprie compagne di squadra in posizione più centrale. Vedremo se sarà un 4-3-2 quello deciso in questa contingenza, in questo momento di emergenza da mister Massimo Zoni. Lontana Senes, ora possibilità per l'Oristano di riprendere campo e coraggio. Furlan deve gestire un pallone difficile, rimessa laterale per Filippo. Vediamo come va a disporsi, come va a reagire soprattutto la formazione di mister Gigi Avellino. Ora Govetto in avanti, tutte dietro a dare una mano per difendere la propria area di rigore, quello scatto di Filippo, brava
Monica Furlan con tutta la propria esperienza collaudata, vera senatrice rossoblu. Ancora Furlan, vince un altro contrasto preziosissimo. Allora attenzione, possibilità di contropiede, su di lei però rinviene, qui non si è accorta dell'intervento alle spalle della diretta avversaria. Monica Furlan, lancio di Senes, ancora per Mattana, attenzione a Mattana, prova a domesticare un pallone difficile, prova a puntare ancora Gava. Mattana sempre 1 contro 1, prova ad andare alla conclusione, ancora ne salta 2, Mattana da Ronk con un intervento strepitoso, dice di no alla numero 20. Ancora una volta Maura Mattana ha provato a esprimere un acuto, un solitario, inteso come azione davvero di diamante, ma Chiara da Ronk dice di no e questa volta ancora più brava. L'occasione precedente era stata sfortunata perché poi il pallone era rimasto vagante nella zona di Marras. Attenzione perché Gava qui colpisce Mattana, allora calcio di punizione, partita che rischia di non incattivirsi ma di aumentare di coefficiente agonistico abbastanza forte. Allora calcio di punizione, siamo al 26esimo, oltre metà del secondo tempo, 3-2 per il Vittorio Veneto, che però è in 10 uomini per l'espulsione 3 minuti fa di Giulia Trevisiol. Allora deve stringere i denti per mantenere questo vantaggio grazie alla doppietta di Karin Mantoani, il secondo gol su rigore, e alla rete proprio di Giulia Trevisiol. Mattana da 25 metri, prova punizione col destro, da Ronk la tiene lì ed evita al pallone un rimbalzo che sarebbe stato molto pericoloso. Intervento davvero tutt'altro che banale per l'attentissimo estremo difensore rossoblu, colpevole in occasione delle 2 reti della formazione ospite. Sovilla, pallone per Tommasella, apre col destro per la neoentrata Silvia Cimarosti, che ha un po' di spazio, può allora provare a incunearsi nella di rigore da sinistra. Cimarosti, pallone in verticale che non può arrivare a Elena Govetto. Più che un 4-3-2 sembra un 4-4-1-1, anzi scusate, essendoci la mancanza di una giocatrice, di fatto è un 4-3-1-1 con Govetto unica punta. A questo punto ci sarà la possibilità di un'alternanza spesso e volentieri con Gaia Sovilla, entrambe possono giocare sia da esterno che da punta, quindi vedremo come le giostrerà Mister Zoni. Attenzione ancora a Modolo, però in area di rigore, pallone per Sovilla, spalla alla porta, vuole provare a girarsi, una conclusione coraggiosa che non esce però dal destro con sufficiente forza da parte della numero 18, classe 99, bellunese. Pallone rilanciato poi da Luna da Ross nella zona di Guidacciolu. Stavolta riesce a eludere il pressing di Carlotta Modolo, aprire per Filippo sulla sinistra, colpo di testa per la solita Mattana. Ormai Gava come un francobollo la segue, vuole spedirsi insieme a lei in Sardegna. Ancora Mattana però in area di rigore, pericoloso il pallone in mezzo. Calcio d'angolo per l'Oristano, che trova il quarto corner dalla bandierina, con la propria tuttofare. E allora salgono ancora una volta anche le centrali difensive, si avvicina l'MLM all'area di rigore vittoriese anche il capitano. Marina Senes, Mattana dalla bandierina, colpo di testa di Gava, pallone che rimane lì, Filippo vuole la conclusione, pallone rimpallato, poi allontanato in qualche modo nella zona ancora di Marras. Mattana vede la sovrapposizione di Marras, poi sceglie di proseguire centralmente, pallone affilato in area di rigore, Tommasella in anticipo, Filippo il tocco dall'limite dell'area di rigore, la conclusione tentata ancora da Farris. Ora prova a premere la formazione bellinese, intervento falloso di Gava e qui era da aspettare questo cartellino giallo. Tanti interventi di Carlotta Gava, era un po' nell'aria questo cartellino e alla fine è arrivato. Ammonita Carlotta Gava, che sicuramente ha avuto un gran da fare. Il quinto cartellino complessivo del match, abbiamo detto la somma è stata davvero ferale per Giulia Trevisiol, che ha dovuto abbandonare il campo al 66esimo per doppio giallo, permac in 10 uomini, con la panchina rossoblu che deve sgolarsi ora per cercare di dare indicazioni di mantenere soprattutto la calma, perché la squadra della Città della Vittoria a volte sembra un po' troppo nervosa. Sicuramente abbiamo detto che questa partita conta per dare continuità, conta anche per ridonare al Paolo Barison le fattezze del Fortino dopo che era stato in quanto tale nell'inizio di stagione. Attenzione al pallone scolato in area di rigore, si coordina con un ottimo tentativo che termina largo di un paio di metri, indovinate un po',
proprio Maura Mattana ha provato un colpo da giocoliere al volo con il destro, pallone che è terminato largo, ma gesto tecnico sicuramente molto pregevole. Che giocatrice davvero, dobbiamo dirlo. Il numero 20, classe 97 della formazione oristanese. 75 minuti di gioco, mezz'ora, un quarto d'ora più recupero ancora da brividi però per questa partita che vede Lettosa avanti per 3-2, ma l'Oristano ha un uomo in più e ha già dimostrato di poter rendersi molto pericoloso. Non solo Mattana ovviamente, perché anche qui Dacciolu ha già timbrato il cartellino. In generale davvero una bella squadra quella ospite, Tose, che comunque stanno offrendo una prestazione gagliarda e caparbia, sicuramente in grande crescita rispetto agli ultimi impegni. Ogni tanto c'è un po' troppa frenesia, ma la qualità delle Tose di mister Massimo Zoni non si discute. Ovviamente è la crescita il fattore su cui lavorare. Abbiamo detto e ricordato più volte, tantissime giocatrici alla prima stagione da professioniste, o meglio, da professioniste come prima squadra. Il professionismo del calcio femminile speriamo diventi qualcosa di più di un auspicio nei prossimi anni. C'è un anno, dovrebbe diventare quello ufficiale, ma attendiamo ovviamente i fatti. Attenzione però a Sovilla che prova la conclusione col destro, questa volta più efficace ma ancora troppo centrale tra le braccia di Piga. Comunque il Permac, dicevamo, è cresciuto partita dopo partita e non dimentichiamo tantissimi problemi fisici che non hanno mai di fatto permesso a mister Zoni di poter godere della propria rosa al completo, e questo è un altro fattore di cui dobbiamo sicuramente fare menzione e che spiega anche diversi punti persi per strada. Attenzione ancora al duello sulla sinistra tra la neoentrata Rattu e Luadaros. Qui buona la pressione di Daros, il pallone però non è uscito, allora lo può gestire Govetto in solitaria. Qui intervento da Tergo di una giocatrice avversaria, chiedono il giallo dalla panchina e dalla tribuna. I pochi presenti ovviamente di questo match a porte chiuse, i pochi fortunati che possono assistere dal vivo a questo match. Intervento falloso che è sembrato di Cocco. Calcio di punizione allora per Laura Tomasella, che va col destro in avanti a cercare Gaia Sovilla, colpo di testa in anticipo, poi pallone ancora nella zona di Cocco, che prova a far proseguire per Rattu. Mattana, grande anticipo di Carlotta Gava, che sta suonando la carica alle proprie compagne. Nel frattempo andiamo a vedere se ci sono anche altri risultati in bilico sugli altri campi. Ci arriva la notizia di un pirotecnico 3-3 tra Unterlandame e Triestina. Partita spettacolare, siamo nel primo tempo al Cortina sulla strada del Vino in provincia di Bolzano. Ricordiamo tutte le altre partite di giornata di questa 16ª giornata del girone B di Serie C sono cominciate alle ore 15. Questo di fatto è il late lunch match che apre il programma di giornata. Vantaggio anche per il Venezia in casa contro l'Isera. Isera che sta lottando per salvarsi, ha un punto di vantaggio sul Portogruaro penultimo, che sarebbe la prima delle due squadre a doversi accomodare in eccellenza il prossimo anno, ma mancano ancora tantissime giornate per un campionato che si chiuderà il 20 di giugno. Prossimo match per le Tose sul campo del Fanino di Coda, ovvero le Torri. Attenzione al pallone di rigore, ha provato la spizzata qui Cocco, pallone docile tra le braccia di Chiara Daronc. Dicevamo, le Tose torneranno sul campo di Torri di Quartesolo, torneranno perché hanno già affrontato le Torri in Coppa Italia con una roboante vittoria esterna per 5-0. 7-1 invece il match d'andata. Insomma, ci sarà tempo di pensare a questa sfida con le Torri, peraltro, che hanno trovato qualche settimana fa la prima vittoria del loro campionato dopo il pareggio casalingo proprio contro l'Oristano della prima giornata. Hanno trovato la vittoria contro l'Isera, quindi attenzione perché anche là dietro la lotta è molto aperta. Le Tose devono cercare di tenersi lontane. Intanto un altro giallo, qui fallo su Cimarosti, giallo se non ho visto male per Senes, la numero 13. Vediamo, è stata ammonita Senes o Quidacciolu? Quidacciolu, quindi sembrerebbe per lei il giallo. Allora calcio di punizione.
Ah, è stata espulsa, scusate, non abbiamo capito perché non era molto chiara la segnalazione del direttore di gara, abbiamo avuto un attimo di smarrimento anche noi, quindi attenzione perché era già ammonita Guidacciolu. Quindi parità numerica, non ha estratto immediatamente il rosso l'arbitro, allora ci scusiamo perché non abbiamo colto immediatamente questa decisione del signor Gatta che cambia nuovamente l'inerzia dell'incontro. Quindi parità numerica ora da una parte e dall'altra, espulsa anche Guidacciolu quando siamo nel corso del 35esimo del secondo tempo, parità ristabilita, era stata espulsa Trevisiol, attenzione però al per macchinare di rigore con Cimarosti, Cimarosti col mancino, pallone radente che sfila davanti a Piga, non c'è stato però nessun tocco. Quindi questo momento di confusione in realtà ha generato davvero una novità molto importante perché dopo il rosso per doppia munizione a Giulia Trevisiol al minuto 67 è arrivata anche la doppia munizione di Guidacciolu, autrice del primo gol, e allora corre ai ripari mister Avellino che manda in campo la numero 27 Giorgia Peddes, classe 2006, ed entra al posto di Elisa Farris. Vedremo le novità tattiche, pensate davvero questa giocatrice, 15 anni ancora da compiere, 14 anni e già al servizio della prima squadra. Abbiamo detto più volte, futuro sicuramente molto roseo, promettente per la formazione campidanese. Vediamo in 10 contro 10 se le Tose riusciranno a difendere ancora meglio il match, magari a spingersi in avanti per corroborare questo punteggio. Pallone che si addormenta nella zona di Senes, sfidata da Cimarosti, saltata però la numero 7 che poi rischia il fallo. Qui non si ferma, non sanziona l'arbitro però l'intervento in ritardo di Cimarosti, ma c'era sembrato che avesse concesso il vantaggio nell'azione. Partita a volte confusa dal punto di vista disciplinare, dobbiamo dirlo. Cross di Tomasella col destro, troppo sul secondo palo, non ci sono compagni di squadra e allora si riparte. Da Martina Piga, secondo tempo che davvero non ha lesinato sia occasioni con i gol, insomma prima il 2-2 dell'Oristano con Marras, poi il 3-2 su calcio di rigore firmato da Karin Mantovani e poi due espulsioni, una da una parte con Giulia Trevisiol e l'altra per le ospiti con Guidacciolu. Partita che è sempre sembrata molto corretta, eppure sono stati esibiti tanti cartellini dal direttore di gara, il signor Gatta di Sassari. Sovilla prova a servire in profondità Cimarosti, poi duello tra Rattu e Martinis, pallone sporcato e gestibile da Modolo con la collaborazione di Tomasella. Govetto che si sta dannando l'anima anche in posizione laterale. Tomasella ancora per vie orizzontali da Martinis. Siamo all'interno degli ultimi 8 minuti di gioco, partita che può ancora regalare colpi pirotecnici sul finale. Govetto con grande generosità, però esce molto bene Marra, salvatrice del gol. Attenzione al pallone in profondità per Mattana che scatta in posizione irregolare. C'era comunque l'anticipo di Chiara Daronc, è arrivata la segnalazione subito da parte del collaboratore di gara. Vediamo perché l'arbitro va a richiamare anche qualcuno sulla panchina dell'Oristano. Ha avuto il suo bel da fare il direttore di gara con entrambi i mister, è stato anche ammonito mister Massimo Zoni nel primo tempo. 3-2, partita che vive di un finale convulso, a tratti molto molto nervoso. Si scalda anche Dalila Canzi qui a bordo campo, vedremo se ci sarà spazio anche per lei in questo finale di gara. Oristano ancora ci prova ancora, pallone in profondità per Scalas, prova a spingerla verso l'esterno Luna da Ros che fa sportellate con la numero 88, il rilancio però non trova la deviazione della giocatrice sarda. Allora rimessa laterale sul fronte di sinistra, scambio tra Peddes e ancora Scalas, anzi è Cocco che prova nell'occasione ad aiutare la compagna, poi si alza di nuovo la bandierina. Questa volta l'impressione è che fosse rientrata dal fuorigioco Noemi Scalas, e allora calcio di punizione affidato a Laura Tommasella che prova a predicare raziocinio per questo finale di gara. 83-20 sul cronometro, pallone lanciato in avanti per Gaia Sovilla che prova l'estremo scatto, ruba qualche metro anche a Dessi, però non può arrivare sul pallone, con grande generosità comunque ci ha provato la bellunese. Davvero si stanno spendendo tutte tantissimo, ma tra Sovilla e Govetto davvero non c'è stato risparmio in termini chilometrici quest'oggi, in termini polmonari. Il cambio che sta per avvenire, ratificato ora dal direttore di gara, vede l'ingresso di Dalila Canzi
che entra al posto di Arena Govetto, per lei 4 minuti più recupero. Govetto che abbandona il terreno di gioco dalla parte opposta, ovviamente essendo più vicina a bordo campo. Daila Canzi che può fornire sostegno in avanti, c'è bisogno di tenere il pallone quanto più possibile in posizione avanzata. C'è un altro cambio però anche nell'Oristano, che si gioca il suo ultimo slot del pomeriggio. Entra al numero 17 Denise Lai ed esce dalla parte opposta, se non vediamo male, la numero 11 Chiara Dessi. Ultimo cambio dunque nell'Oristano, nel Permac invece l'ingresso di Daila Canzi è il secondo del pomeriggio, in precedenza era entrata Silvia Cimarosti al posto di Karin Mantoani. Proprio la neo entrata, classe 2004, Denise Lai va a battere questa rimessa laterale. Pallone nella zona di Gava, che tanto per cambiare è negli obiettivi, nei fari di Mattana. Daros, rilancio col destro a cercare Sovilla, colpo di destra in anticipo poi di Senes, poi Tomasella, qui Coccole, scippa il pallone alle spalle, poi all'indietro per la nea entrata Lai, ancora Gava col corpo molto bene qui. Modulo di prima, pallone per Sovilla che però rientrava dal fuorigioco e abbiamo notato anche noi il movimento del corpo, in questo caso della numero 18. Ora squadre molto corte, il che crea numerose segnalazioni di offside da una parte e dall'altra, molto compatte, si gioca praticamente nello spazio di 50 metri, neanche metà campo, questo è un campo molto molto grande, soprattutto molto dispendioso per una partita di calcio femminile. Pallone per Rattu, ottima la protezione di Monica Furlan, per Chiara Daronc, 85-40, siamo entro gli ultimi 200 secondi di gioco ormai. Pallone rinviato da Chiara Daronc, colpo di testa di Marras, poi Tomasella, in anticipo però ancora Cocco, che ha lavorato un sacco di palloni a centrocampo. Martinis, attenzione però Scalas, le passa davanti, pallone per Mattana, Mattana ha un po' di spazio, duello ancora con Gava, la salta, Mattana pensa alla conclusione, poi prova a rientrare sul destro, Mattana colpisce in pieno il palo alla destra di Daronc, ancora un'altra azione superba di Maura Mattana, che questa volta ha incrociato troppo forse, ma è stata sfortunata anche, il palo salva il Permac in questo finale. Allora dalla parte opposta con Daila Canzi che gioca il suo primo pallone, può avanzare, palla al piede, poi prova il lancio in profondità, metà strada però tra Sovilla e Cimarosti che si era spinta fino all'area di rigore. Daros allontana il pallone, non può intervenire Cimarosti che rientra dal fuorigioco, può farlo invece Scalas dalla parte opposta, qui troppo precipitosa nel servire Rattu, allora Furlan all'indietro per Daronc, si lancia Alessia Rattu su di lei, Daronc deve stare attenta, rinvio nella zona però di Scalas, Martinis riesce a intervenire molto bene e permette poi a Luna Daros di intervenire, anche un po' di stanchezza in campo, grandi ritmi in tutto questo secondo tempo, ora che le squadre sono anche molto propense ai contropiedi da una parte e dall'altra, con l'uomo in meno si avverte ancora di più la fatica e certe volte anche un po' l'affanno, la poca lucidità nella costruzione di certe azioni. In questo finale di gara Cimarosti può provare a puntare la diretta avversaria, prova a rientrare verso il centro, ancora Cimarosti, c'è Canzi che prova a staccarsi, servita, il pallone però è troppo centrale, Canzi aveva provato a lanciarsi all'inseguimento della sfera, dettando il passaggio alla compagna. Non si conclude però questo scambio, colpo di testa poi di Tomasella, pallone arpinato da Cocco, prova a lanciare in avanti, molto alta la difesa rossoblù, pallone ancora per lo scatto di Rattu, Daronc, bravissima nella scelta del tempo per addomesticare questo pallone e farlo scivolare dolcemente in area di rigore e poi rilanciarlo in avanti, se poter guadagnare qualche secondo in più nell'occasione. Qui Sovilla con esperienza prova a farsi largo tra le strette maglie della difesa campidanese, Senes però le dice di no, poi va in raddoppio anche Cimarosti, pallone che passa però per Marras, Marras a duello con Modulo, passa Marras però, Mattana, sempre seguita da Gava che le sporca il pallone, l'arbitro però vede un fallo di Carlotta Gava, sembrava pulito, a dire la verità, questo intervento. Calcio di punizione, 88 minuti e 20 secondi, ormai 100 secondi al 90esimo, poi solo recupero per questo appassionante finale di gara, con le Tose sempre avanti per 3-2, con la doppietta di Karin Mantoani e il gol di Giulia Trevisiol, poi espulsa come Daniela Chiudacciolu che aveva aperto le marcature nel primo tempo, poi nella ripresa anche il gol del provvisorio 2-2 di Marras. Punizione in area di rigore, colpo di testa di Martinis, prova a domesticare la palla, ancora Mattana, Mattana ne ha 3 addosso, interviene Gava, va a terra, calcio di punizione, attenzione perché Gava è già ammonita
e qui rischia di lasciare la propria squadra in 9. Viene chiesto il secondo giallo dalla panchina dell'Oristano. L'arbitro però Gatta non sembra d'accordo con il proprio conterraneo, l'arbitro è di Sassari, ricordiamo. Quindi calcio di punizione. Qui ha rischiato però Carlotta Gava con questo intervento al limite dell'area di rigore, ha rischiato di lasciare il Permac addirittura in doppia inferiorità numerica. Punizione che però può diventare ancora molto interessante, allora grande attenzione perché andrà Clara Marras con il destro, Modolo e Da Rossi in barriera. Cimarosti si stacca per dare una mano alle compagne, Chiara Daronc posiziona il più possibile le proprie sentinelle all'interno dell'area di rigore. Marras col destro, pallone basso, Cimarosti in qualche modo allontana, qui non sfruttata l'occasione dall'Oristano, poi prova ancora la stessa Marras, intanto c'è a terra in area di rigore una giocatrice, che è proprio il capitano Senes, si rialza zoppicando, ancora Marras, prova a puntare Furlan, intervento in scivolata di Cimarosti che poi va a scontrarsi proprio con la numero 4, 3 minuti di recupero, finale convulso più che mai, con Peddes, pallone però nel deserto, allontana Canzi che mette in fallo laterale, anche perché Cimarosti a terra, e attenzione perché c'è agitazione ancora sulla panchina rosso-blu, vediamo che il direttore di gara va a puntare qualcuno. Non possiamo vederlo dalla nostra posizione. C'è un cartellino rosso, direi per una giocatrice che è in panchina, ed è Elena Govetto, espulsa per proteste. Incredibile davvero, abbiamo visto di tutto questo pomeriggio, abbiamo visto Mister Zoni ammonito, abbiamo visto 2 espulsioni, Trevisiola da una parte, qui dal Ciolo dall'altra, e ora espulsa anche una componente della panchina rosso-blu. Elena Govetto era appena stata sostituita da Dalila Canzi. Dunque nella prossima partita mancheranno Govetto e Trevisiol e sicuramente saranno 2 assenze importanti. Partita da non sottovalutare quella sul campo delle Torri. Nel frattempo è trascorso 1 minuto di gioco, ne mancano ancora 2 per chiudere questo Vittorio Veneto Oristano. Davvero partita da Luna Park per gli episodi, per le emozioni, per l'agonismo, per tutti quelli che sono gli highlights di questo pomeriggio vittoriese. Pallone lanciato in avanti da Senes, colpisce la schiena di Sovilla, allora deve affrettare la ripresa delle operazioni l'Oristano per provare a spingersi in avanti per l'ultima occasione, per cercare di acciuffare almeno un pareggio in questo match qui a Vittorio Veneto della 16ª giornata. Colpo di testa di Modolo che trova la schiena della neoentrata Peddes, allora rimessa per Monica Furlan che può provare a guadagnare qualche secondo. 1 minuto e 20 allo scadere dei 3 minuti di recupero comandati dal signor Gatta di Sassari. Sovilla sul filo dell'out, contrastata da 3 avversari addirittura, riesce però a vincere molto bene i contrasti, pallone poi allontanato. C'è Senes che prova col mancino a servire in avanti Mattana, a lei si affidano le compagne per queste ultime sgroppate. Mattana qui ha detto di no al palo poco fa, intervento falloso ancora di Gava, questa volta arriva al rosso, doppio giallo, era un po' nell'aria. E allora attenzione perché il Permac chiude addirittura in 9 per questo ultimo minuto, ma per la prossima partita sarà anche senza Carlotta Gava. E allora è uno stillicidio dal punto di vista disciplinare. Questo match, incredibile davvero. Tutto quello che è avuto nel secondo tempo. Una ridda di episodi quasi difficili da comprimere in un solo racconto. Ora vediamo, perché mancano 30 secondi, però l'arbitro potrebbe far recuperare qualche ulteriore secondo, visti i numerosi episodi e numerose interruzioni di questo finale. Attenzione perché il Permac chiude addirittura in 9 e c'è calcio di punizione dai 30 metri con Cocco che può provare ad andare in area di rigore. Vediamo se cerca la conclusione col destro oppure se prova a scodellare in area di rigore con Scalas, con Senes in area di rigore. Guardate a vista, pallone allontanato da Martinis, prova Scalas l'aggancio, Mattana limite l'area di rigore, prova a cercare lo spazio per la conclusione, ancora Mattana, prova a premere in area di rigore Mattana, cerca di mettere il pallone per mettere il pallone al centro. C'è Martinis che si oppone molto bene. Monica Furlan allora può provare a rilanciare il pallone in avanti, siamo oltre il terzo di recupero. L'arbitro regala ancora però un po' di tempo, visto anche l'episodio finale dell'espulsione a Carlotta Gava. Allora pallone ancora per l'Oristano con Marras in avanti, non può intervenire Mattana perché è in fuorigioco, allora chiama il pallone Chiara Daronc, lo fa suo e forse su questo tentativo in avanti si chiuderà questo incredibile match dello stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto.
L'arbitro però attende ancora un istante, vediamo, rinvio di Chiara Daronc, pallone che spiove, si gioca ancora, prova a domarlo Marras, duello con Sovilla, in avanti c'è Filippo poi che gestisce la sfera, Peddes, ancora spazio per Loristano che prova in avanti col lancio di destro, Martini si allontana come un ping pong, poi Peddes controlla male, poi il lancio in avanti da parte di Lai, ancora nella zona di Rattu che ha la possibilità di andare, inciampa, anzi no, inciampa, interviene in ritardo su Cimarosti nettamente, sono incrociate le gambe delle due giocatrici e qui calcio di punizione, allora dovrebbe veramente essere finita. Dopo un ulteriore minuto di extra time, vediamo se sul calcio di punizione di Carlotta Martinis, che giustamente chiede ai propri compagni di salire, arriverà il triplice fischio, il sospirato triplice fischio del signor Gatta di Sassari che arriva in questo istante e finisce un match incredibile, soprattutto per tutto quello che è successo nella ripresa. Il Permac ritrova dopo 3 turni la vittoria casalinga, coglie il secondo successo consecutivo dopo la vittoria di 2 domeniche fa a Isera, vince 3-2, un match tiratissimo contro un Atletico Oristano indomito, trascinato da una Maura Mattana a tratti incontenibile, ma davvero è successo di tutto. Cerchiamo di fare un po' di ordine negli episodi, con l'Oristano in vantaggio nel primo tempo al 26esimo con Guidacciolu, una bella conclusione di destro che ha trovato anche la beffarda deviazione di Carlotta Martinis che ha ingannato il proprio portiere Chiara Daronc. Pochi minuti dopo, 4 minuti dopo, al 28esimo, il pareggio di Capitan Karim Mantuani, una gran botta di destro dal limite dell'area di rigore sulla quale non è stata perfetta nell'intervento il giovanissimo estremo difensore sardo Martina Piga. Al 32esimo, grande botta di Trevisiol per il nuovo vantaggio del Letose, un gol costruito, elaborato con grande foga e potenza che ha riportato avanti Letose prima del finale di primo tempo. Poi nella ripresa è successo veramente di tutto. Pareggio dell'Oristano al 9° minuto con Marras, grande conclusione di Mattana, respinta di Daronc e tapin della numero 4 da pochi passi. Poi ancora una volta, 3 minuti dopo, altro episodio con il calcio di rigore procurato e realizzato da Karin Mantoani, fallo di Piga, del portiere sardo in uscita dal dischetto. Il capitano KM28 ha realizzato la propria doppietta personale prima di abbandonare il campo per un piccolo problema fisico. Poi espulsa Trevisiol al minuto 67, espulsa anche Guidacciolu all'80esimo. Nel finale il palo di Mattana che ha sfiorato così il 3 pari e l'espulsione di Gava in pieno recupero, oltre a quella di Govetto per proteste dalla panchina. Permac che dunque sale in classifica a quota 23 e questa sicuramente è un'ottima notizia perché va consolidandosi la propria posizione nella parte medio-alta della classifica, in attesa ovviamente di quelli che saranno gli altri risultati di giornata delle altre partite che sono cominciate alle ore 15. La brutta notizia è che le Tose nel match di domenica prossima sul campo delle Torri, valido per la 17ª giornata di Serie C, dovranno fare a meno per squalifica addirittura di 3 giocatrici, di Giulia Trevisiol, di Elena Govetto e di Carlotta Gava. Sarà quindi necessario recuperare il più possibile gli effettivi sani da disporre nel match di Torri di Quartesolo, match, ricordiamo, da non sottovalutare perché è vero, le Torri sono ultime in classifica, però hanno dimostrato di poter dire la loro in questo girone di ritorno. Per l'Oristano invece impegno domenica prossima in casa contro il Venezia, quindi sicuramente possibilità ancora di esprimere i grandi progressi comunque dimostrati quest'oggi. Direi che è tutto dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Io ringrazio come sempre Federico Campodall'Orto in regia, coadiuvato da Davide Parpinello. Ringrazio e saluto Stefano Modolo per le riprese. Il prossimo appuntamento per quanto riguarda i nostri live qui sulla Tenda TV e sul canale Facebook del calcio femminile Permac Vittorio Veneto è per il mese di maggio, perché dopo la partita con le Torri ci sarà una settimana di stop, campionato dispari, quindi toccherà alle Tose riposare nel corso della 18ª giornata. 19ª giornata, domenica 2 maggio, qui allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, Permac Vittorio Veneto contro Venezia, il derby dei derby, sicuramente tutto da seguire. Intanto grazie da parte di Paolo Pappagallo, un saluto a tutti e alle prossime qui sulla Tenda TV.